Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 24 febbraio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che avremo tantissimi ospiti e collegamenti con tutto il territorio regionale a Venezia, con la Corte dei Conti, dove si sta tenendo l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Presente il governatore del Veneto Luca Zaia, che con ogni probabilità ci raggiungerà anche ai nostri microfoni. E ancora una storia di profondo disagio a Padova, a Treviso, la politica con Mario Conte, la presentazione della lista della Lega. Ma andremo un po' in tutto il Veneto, anche sull'altopiano di Asiago, dove oggi c'è il ciak di un importantissimo film dedicato a Mario Rigoni Stern. Ma quella di oggi è una giornata importante da tanti punti di vista. Esattamente un anno fa la prima bomba su Kiev e l'inizio di una guerra terribile, ancora tutta da decifrare. Ne parleremo a lungo con diversi ospiti, ci collegheremo anche con Stefano Antoniolli, chef di Roncade, che lavora proprio nel cuore della città di Kiev. Insomma, davvero tanti temi sul tavolo. Ci sarà anche poi ospite qui in studio Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria e Agricoltura al Senato. Cominciamo con una notizia che riguarda le elezioni amministrative 2023, perché si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio. La decisione è stata presa ieri sera dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro dell'Interno Piantedosi. Sono 49 i comuni in Veneto che andranno al voto, 10 nelle province di Treviso, nella provincia di Treviso, 10 anche a Vicenza e Padova, 7 in provincia di Verona, 4 nelle province di Venezia, Belluno e Rovigo. Occhi puntati ovviamente sui due capoluoghi Treviso e Vicenza, ma ci sono anche altri test importanti ad Adria, quindi siamo nel Polesine, a San Donà di Piave e Martellago nel Veneziano, a Bussolengo nel Veronese e a Piove di Sacco nel Padovano. L'eventuale ballottaggio quindi dopo 2 settimane, il 28 e 29 maggio. Ovviamente il ballottaggio per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Fa già discutere intanto la scelta della data, visto che il 14 maggio è prevista l'adunata degli alpini a Udine, una variabile non da poco. Tra l'altro ne avevamo parlato poco tempo fa anche con il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI, che sperava appunto non si votasse in questa occasione. È una variabile non da sottovalutare, soprattutto se parliamo di astensionismo, partecipazione al voto e quant'altro. Allora, io direi però di partire con la cronaca, poi apriamo i vari collegamenti e con un fatto tremendo, ve lo ricorderete assolutamente, l'omicidio e tentato omicidio di San Martino di Lupari, quindi siamo nel Padovano. Il PM titolare dell'inchiesta ha disposto infatti la perizia psichiatrica su Giorgio Miatello, il sopravvissuto, l'anziano sopravvissuto. Principale indagata è la figlia della coppia, Diletta Miatello. Con Anna De Roberto facciamo il punto di questa vicenda molto delicata. La tragedia di Santo Stefano che ha sconvolto la comunità di San Martino di Lupari. Giorgio Miatello, la moglie e Maria Angela Sarto vengono trovati agonizzanti a terra in un lago di sangue la mattina del 27 dicembre dalla figlia minore. La donna anziana morirà, decine di colpi inferti al volto e alla testa con i cocci di un piatto di ceramica. Il marito Giorgio, 89 anni, invece ce la fa. Viene portato d'urgenza in ospedale dove rimarrà per settimane in prognosi riservata. Principale sospettata dell'omicidio, del tentato omicidio, la figlia più grande, Diletta Miatello, ex vigilessa in servizio ad Asolo, da tempo disoccupata, che viveva accanto ai genitori. La donna, trovata dai carabinieri in un albergo del Bassanese, è rinchiusa nel carcere femminile di Montorio Veronese con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. 51enne è tenuta sotto stretta sorveglianza per la sua fragilità psicologica. Era già in cura al centro di salute mentale di Cittadella. Ora il PM Marco Brusegan, titolare dell'inchiesta, ha disposto una perizia psichiatrica anche sul padre Giorgio, sopravvissuto. Il 2 marzo il giudice per le indagini preliminari assegnerà l'incarico alla psichiatra Cristina Cecchetto. Dopo le sue dimissioni, era il 31 gennaio, l'uomo è stato ricoverato in una struttura privata a Campo San Piero. Le sue condizioni cognitive pare siano peggiorate. La perizia servirà a chiarire se possa essere un test valido, se sia in grado di testimoniare e fare luce su ciò che è accaduto quella notte.
Sempre a Padova, sempre per la cronaca giudiziaria, parteciparono al furto della lingua del santo e all'evasione di Felice Maniero. Stiamo parlando di una pagina di storia giudiziaria, di cronaca del Veneto. Ecco chi sono i due nuovi indagati per l'omicidio di Matteo Toffanin, ucciso per uno scambio di persona 31 anni fa proprio a Padova. Sono due esponenti di spicco dell'ex Mala del Brenta, i due indagati nella nuova inchiesta della Procura di Padova sull'omicidio avvenuto 31 anni fa per scambio di persona di Matteo Toffanin. I due sono Andrea Batacchi, 60 anni, e Sergio Favaretto, 67 anni, ex luogotenente di Felice Maniero. I due sono sospettati di aver trucidato il 23enne Toffanin e ferito la sua fidanzata la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni nel quartiere Guizza, scambiando la loro auto per quella di Marino Bonaldo, pregiudicato in affari di droga con la Mala del Brenta. Bonaldo viveva in via Tassoni, proprio davanti alla casa dove abitava la famiglia della fidanzata del povero Matteo Toffanin, un ragazzo per bene morto per una tragica serie di coincidenze. I nuovi indagati, Battacchi e Favaretto, nel 1991 avevano preso parte entrambi alla clamorosa rapina della reliquia della lingua di Sant'Antonio e successivamente fecero parte del comando che fece evadere dal carcere due palazzi Felice Maniero. Non è escluso che anche il boss Faccia d'Angelo venga ascoltato nell'ambito dell'indagine. La nuova indagine infatti vuole chiarire i motivi che portarono all'agguato in cui venne ucciso Toffanin. Il movente principale sono i soldi sporchi legati forse ad una partita di droga non pagata da Bonaldo, che ben conosceva i due esponenti della Mala del Brenta. Batacchi sta scontando un ergastolo per l'omicidio di un camionista durante un assalto ad un portavalori avvenuto nel 1987, mentre Favaretto è ritenuto essere l'esecutore materiale dell'omicidio di un altro ex della Mala che aveva deciso di collaborare nel 1994. Ieri invece la moglie di Marino Bonaldo ha fatto scena muta davanti al magistrato, ma le rivelazioni più importanti sono attese da Felice Maniero in persona, che da anni vive in un'altra regione con una nuova identità. Ve l'abbiamo raccontata ieri sera la notizia di fatto del giorno, un accoltellamento avvenuto all'interno di un edificio scolastico a Treviso, al Turazza, una lite davvero furibonda che sta facendo discutere non poco la città. Questa è la cronaca. Le 11 del mattino al Turazza è suonata la campanella. Tutto è accaduto in un attimo, poco dopo la ricreazione. Gli studenti si sono avvicinati alle macchinette del caffè. Ad un tratto si sono sentite delle urla. Tra due giovani è scoppiata una lite violenta. Motivi futili, sembra da una prima ricostruzione, forse per qualche spicciolo di resto. Sta di fatto che un sedicenne nato a Treviso ma di origini kosovare ha estratto dalla tasca un taglierino ed ha colpito con 3 fendenti all'addome uno studente di 17 anni trevigiano. Il ragazzo si è accasciato a terra. L'aggressore nel frattempo ha pensato bene di disfarsi dell'arma e l'ha gettata via. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, altri studenti hanno chiamato gli insegnanti, una scena che si è consumata di fronte ad altri ragazzi dell'istituto. Qualcuno terrorizzato si è allontanato velocemente dal luogo dell'aggressione. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del SUEM 118 e la polizia. La vittima è stata portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Per tutta la giornata è rimasto al Cafoncello per essere medicato e per effettuare degli accertamenti. La sua prognosi potrebbe essere di circa 7 giorni. Il sedicenne, che è entrato a scuola con il taglierino, è stato invece portato in questura per essere ascoltato. Ha ammesso di aver colpito il compagno. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni aggravate. È stata avvertita l'autorità giudiziaria dei minori a Venezia. Non si riescono invece a capacitare di quanto accaduto gli altri studenti. È grave perché lui si porta un taglierino a scuola anche se non si può. Mi dispiace per lui e anche per la sua famiglia, perché adesso ci La polizia non ha ancora sentito la versione della vittima, che verrà ascoltata nelle prossime ore. I due ragazzi si conoscevano, sembra solo di vista, e davanti alle macchinette si sono trovati per caso. Sta di fatto che il sedicenne aveva in tasca un taglierino. La polizia sta ricostruendo quei momenti drammatici che potevano finire davvero peggio. Allora vi dicevo, tanti collegamenti nella giornata di oggi con Venezia, con la Corte dei Conti, dove si trova anche il presidente del Veneto Luca Zaia, per una storia di disagio, di forte disagio a Padova, con Anna De Roberto, con Marta Marangon a Treviso per la politica, ma partiamo da un importante ciak che è avvenuto proprio in queste ore sull'altopiano di Asiago, ma ci racconta tutto il nostro Ferdinando Garavello. Buongiorno Ferdinando.
Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Noi facciamo un salto indietro nel tempo di qualche decina d'anni. Con le immagini di Edoardo Alberti vi facciamo vedere questa camera che è un set cinematografico, perché qui a Gallio si sta girando un film su un racconto di Mario Rigoni Stern. Il racconto si intitola Un Natale del 45. Stanno girando proprio in questo momento. C'è un altro set in questa casa antica nel centro di Gallio in cui stanno girando una scena. Poi vediamo se con Edoardo riusciamo a dare un'occhiata. Anzi, vediamo, c'è con noi anche il sindaco. Noi vi accompagneremo in questa avventura cinematografica, perché c'è un minuto di pausa, quindi magari riusciamo a farvi vedere anche qualcosa. Allora, questa è la parte, diciamo, della logistica del set, e qui invece stanno preparando per il prossimo Chuck. Vedete, c'è il regista Fabio Rosi che sta dando indicazioni, è tutto pronto. Poi vi raccontiamo, adesso usciamo da qui e vi raccontiamo che cosa sta succedendo da queste parti. Si sta girando una scena, ci hanno detto un flashback, in cui si spiega che cosa è successo nel passato del protagonista. Vieni Edoardo. Torniamo nella camera da letto e quindi c'è l'attore principale Paolo De Vita che fa il come si può dire, non è un gerarca, scusatemi il termine, fa l'ex maestro di scuola che in quel momento è il referente del partito fascista qui a Gallio, e stanno interrogando dei testimoni, stanno interrogando dei partigiani, quindi una scena anche piuttosto drammatica che poi magari racconteremo in un servizio o in qualche servizio, perché è davvero interessante tutto questo. Però meglio di quello che posso fare io può spiegarci Emanuele Munari, sindaco di Gallio, che è qui con noi in questa stanza. Venga sindaco. Allora, sindaco, buongiorno intanto, grazie. Buongiorno. Siamo indietro, siamo tornati indietro nel tempo in una camera che poteva essere una stanza qualsiasi di una casa di Gallio di 70, 80, 100 anni fa, per un racconto di Mario Rigoni Stern. Tutto questo è cinema, però tutto questo è anche storia ed è anche turismo. Assolutamente sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Qui ci troviamo alla Sentinella, che era nella storia proprio del dopoguerra, proprio la caserma della Guardia di Finanza, e qui era il punto di appoggio e di valico per entrare a Gallio. Quindi quale meglio location di questa per raccontare appunto la storia e la tradizione di Gallio, quello che è successo qui. E da un punto di vista turistico sicuramente questo film creerà un certo tipo di riscontro non solo per Gallio ma per l'altopiano, ma qui da questa casa storica e vecchia noi vogliamo promuovere ancora in maniera più pesante e forte la cultura di Gallio, la tradizione di Gallio dell'altopiano, e soprattutto portare avanti sempre il nome di Mario Rigoni Stern, perché appunto è conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ecco, questo è un racconto molto breve di Mario Rigoni Stern che riassume in poche pagine tutto quello che c'è nella poetica, diciamo, del grande scrittore dell'altopiano. C'è il ritorno del protagonista dalla guerra, c'è il lavoro duro nei boschi per trovare i ceppi, per scaldarsi, sempre da parte del protagonista, e c'è anche la parte umana in cui il protagonista incontra il suo vecchio maestro. Ma insomma, lasciamo poi ai nostri telespettatori quell'ultimo passo di andare a leggere o di vedersi quando uscirà il film per capire questa storia. Ma sindaco, quanto è importante oggi la figura di Rigoni Stern in altopiano? Sì, la figura di Mario Rigoni Stern è sempre più importante, lo vediamo attraverso le pubblicazioni che ancora oggi vanno a ruba, attraverso i suoi testi, attraverso le mostre, attraverso tutti i momenti storico-culturali che ricordano Mario Rigoni Stern in tutta Italia. Quindi noi di Gallio siamo orgogliosi come comune di compartecipare anche alle spese di sostenibilità economiche di questo film, sperando appunto che anche altri comuni possano compartecipare a questa sostenibilità di questo film, perché ripeto è il primo film documentario su Mario Rigoni Stern e speriamo che non sia appunto l'ultimo. Guardiamo in futuro e come amministrazione di Gallio, come sindaco di Gallio, sono orgoglioso di questo traguardo raggiunto, sperando che sia solamente un punto di partenza, perché Mario Rigoni Stern appunto merita tutta l'attenzione non solo degli altopianesi
milanesi, ma di tutti coloro che amano la storia, studiano la storia e sono appassionati di cultura. E come noi che oggi qui siamo in questa casa, appunto, che ci riporta indietro appunto nel 1930, 35, 40 e quindi siamo orgogliosi. Grazie davvero. Allora noi ringraziamo il sindaco Munari, adesso dobbiamo rendere la linea perché stanno cominciando a girare, quindi vi salutiamo, grazie anche ai nostri telespettatori. Grazie davvero Ferdinando, a te Edoardo Alberti per la parte tecnica e al sindaco di Gaglio. Io vi do una notizia di cronaca che arriva dal Trevigiano, un'operazione della Guardia di Finanza contro quelle che sono state definite più volte come le aziende apri e chiudi, sono soprattutto aziende tessili che di fatto hanno una vita sempre molto breve ma remunerativa per i legittimi tra virgolette proprietari, ricavi non dichiarati per 700.000 euro. È scattato un maxi sequestro nei confronti di questo imprenditore che confezionava capi d'abbigliamento con vari clienti nelle province di Treviso, Padova e Vicenza. Sono stati posti anche dei sigilli alla sua abitazione, un fenomeno che vi stiamo raccontando da tanto tempo. Vi dicevo, la nostra Anna De Roberto penso sia pronta, sì, la vedo collegata, perfetto. Anna De Roberto che ci parla della storia di Alida, si trova con Alida, una signora che da 2 settimane nelle case popolari di Padova vive al gelo. A te la linea, Anna. Sì, buongiorno, siamo in un appartamento di Via Reni, zona Arcella, Padova, per raccontare una storia particolare. Vi presentiamo la signora Alida Martini Pulese che gentilmente ci ha aperto le porte di casa sua. Pensate che la signora è al freddo da quanti giorni? Dal giorno 15 febbraio. È al freddo, la caldaia non funziona, il riscaldamento è stato staccato. Che cosa è successo? Raccontiamo questa storia. Che io pensavo che fossero i bollettini non arrivati la causa di questo distacco della caldaia, perché si è rotta e l'Ater dice che io non avendo pagato, non avendo fatto la manutenzione tutti gli anni, si prendono l'impegno di cambiare il pezzo. Allora, partiamo dall'inizio della storia. Sì. Lei si sveglia, la caldaia non funziona, no, chiama l'Ater e l'Ater... funziona, però ogni 2 minuti dovevo caricare l'acqua. Perciò ho chiamato il tecnico. Il tecnico è venuto, mi ha detto che devo rivolgermi all'Ater, che l'Ater mi avrebbe cambiato il pezzo. Un pezzo da 500 euro. Esatto. E perciò io non ho più sentito nessuno, mi sono sempre attivata per chiedere i bollettini pensando che la causa di questo inconveniente fosse dipeso dai bollettini. Ciò non è vero. L'Ater l'ha accusata di essere morosa però. Sì, perché non ho pagato novembre e dicembre. Il che non è dipeso da me. Se i bollettini non arrivano, io non posso pagarli. Ecco. Al che la signora chiama la stampa, si rivolge alla stampa per denunciare il fatto di essere rimasta al freddo. E così viene contattata dall'Ater un'altra volta. Sì, esatto. L'Ater mi informa dicendo che il rapportino della Dittariello risulta che io non ho pagato 2 o 3 mi sembra pulitura della caldaia, la manutenzione della caldaia, perciò io ho pagato il 21 novembre 22, dopo gli altri non mi ricordo, scusi, anche l'età che a volte va via, però ad ogni modo mi ha detto che loro, se io non fossi rivolta alla stampa, mi avrebbe potuto accomodare in qualche modo. Quindi insomma sostanzialmente il fatto che la signora abbia denunciato il caso alla stampa avrebbe comportato il fatto che Ater si sia risentita e quindi abbia sostanzialmente dichiarato di essere impossibilitato a mettere mano alla sua situazione. Sì, e di rivolgermi
alla ditta Crivellari dell'Ariello. Lei li ha i soldi per la manutenzione No. della caldaia? No, non li ho io i soldi, assolutamente, non li ho. Come ha fatto in tutti questi giorni a restare al freddo? Guardi, mi sono messa una vestaglia, ho le scarpe addosso che io non le tengo mai, però è l'unico modo per ripararmi i piedi. Ecco. I vicini che sono con lei hanno condiviso con lei questa situazione? Sì, abbiamo un buonissimo rapporto con i vicini di casa e mi chiedono sempre se ho bisogno di andare da loro. No, per quello ho un buonissimo rapporto perché io sono una persona molto socievole e anche sono buona nel senso che non me la prendo mai con nessuno. La signora è del Bellunese, quindi insomma Sì. tempra forte. Sì, è una tempera molto forte. Però in questo caso bisogna andare a fondo, no? Quindi lei fa un appello e chiede all'Ater di mettere mano a questa situazione che lei non può, No, non io può guarire. non posso assolutamente pagare niente, perché con la mia pensione non ce la faccio. Quanto prende, signora? Io prendo, dovrei prendere 820, però non li prendo quei soldi. Perché io avevo chiesto un prestito per andare avanti, perciò io ne prendo 700 o 680 o 700, perciò mi dica lei come faccio. Ecco, una storia vera, una storia di vita che vi raccontiamo qui dall'Arcella di Padova. Ringraziamo la signora Lida per essere stata in nostra compagnia e ovviamente cercheremo di bussare le porte dell'Ater per capire di risolvere la situazione. Esatto, allora in modo l'Ater mi ha appunto detto che io non ho pagato regolare, che non ho fatto la manutenzione regolare, perciò loro non mi vengono incontro. Noi ci fermiamo qui, restituiamo la linea, da Padova è tutto, ma insomma andremo a fondo di questa situazione. Anna, grazie davvero a te e Cristian Roque Alende per la parte tecnica e forza alla signora Alida. Vedo già pronto il nostro Filippo Fois invece dalla Corte dei Conti di Venezia, come vi dicevo, oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario. A te la parola, Filippo. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sono in compagnia del procuratore della Corte dei Conti Ugo Montella, che ringrazio per la pazienza, per averci atteso. L'anno giudiziario è stato inaugurato. Intanto tracciamo una fotografia di com'è questo Veneto, come è stato nel 2022, dal punto di vista dei conti pubblici. No, allora, il 2022 è stato un anno di ripartenza dopo la pandemia, anche se funestato in qualche modo poi dalle altre notizie venute dalla guerra e quindi dalle problematiche energetiche che tutti conosciamo. Però è stato un anno straordinario sotto certi aspetti, anche sotto il profilo economico, perché aveva visto una ripresa economica veramente che forse soltanto nel primo dopoguerra abbiamo assistito a qualche cosa del genere. Naturalmente questo però, come facevo presente nella relazione, ha portato anche una vivacità criminale da questo punto di vista, perché dove poi iniziano a girare tanti soldi e a quello che abbiamo visto si aggiunge ciò che vedremo, cioè il PNRR, le Olimpiadi e via discorrendo. Naturalmente dove girano tanti soldi nascono tanti appetiti anche non proprio di natura criminale. Ecco, sono anche appetiti di natura criminale e di criminalità organizzata, però, perché in Veneto c'è un radicamento oramai di certe associazioni. Sì, assolutamente sì, ci sono alcune tipologie di fattispecie che poi hanno connotazioni anche che hanno dietro radicamenti con la criminalità organizzata. Questo nell'ambito della gestione dei contributi pubblici, nell'ambito della gestione dei bonus, nell'ambito dei contributi all'agricoltura. Assistiamo a fenomeni di questo tipo, con anche dei meccanismi molto sofisticati e complessi di scatole cinesi in materia di societaria. Senta, quanto ha influenzato l'aumento delle materie prime, l'aumento del costo dell'energia nella vostra attività di controllo? C'è qualcuno che ci ha marciato, al di là che esiste questo aumento? Allora, ad oggi non abbiamo ancora incardinato nessun tipo di giudizio
con specifico riferimento a questa fattispecie. Stiamo assistendo però ad arrivano una serie di segnalazioni, di denunce, di fascicoli che vengono aperti relativamente a aumento dei costi degli appalti per materiali di beni di consumo e per i lavori, soprattutto nei servizi e nei lavori, sui quali dobbiamo un attimino, stiamo approfondendo perché non ci risultano, ci sono delle anomalie che dobbiamo andare a verificare. Ancora una volta si è parlato, poi la lasciamo libera, anzi la ringraziamo ancora per la sua disponibilità, di paura della firma da parte degli amministratori pubblici. Vale a dire, le conseguenze a cui si può andare incontro sono gravissime, molti preferirebbero glissare. Allora, è una paura ingiustificata perché il numero di giudizi di responsabilità non giustifica questo tipo, questa paura. Peraltro, se fai l'amministratore pubblico ti assumi una responsabilità, ma non ti assumi la responsabilità nei confronti della Corte dei Conti o del giudice penale, ti assumi una responsabilità nei confronti della collettività e di chi ti paga lo stipendio. Se poi fai il tuo mestiere, potrai sbagliare, l'importante è che tu abbia sbagliato in buona fede. Se hai sbagliato in buona fede, nessun errore verrà mai censurato e non andrà incontro ad alcuna responsabilità. È ovvio che la superficialità, la sciatteria, la grave imperizia, la grave negligenza, per non parlare poi del dolo e quindi della volontà criminale di danneggiare l'amministrazione, queste non possono rimanere impunite. Ma la stragrande maggioranza dei nostri amministratori e dei dipendenti pubblici, ringraziando Dio, è gente che ha ben chiara la responsabilità verso la collettività. Senti, un'ultima battuta mi è venuta in mente, siamo a pochi passi tra l'altro anche dal Tribunale di Rialto e anche lì si lamenta, come qui d'altro canto, un grosso problema di carenza di personale. Io non ne ho parlato perché ne hanno parlato i colleghi. In teoria io ho l'organico pieno, ma è proprio l'organico che è assolutamente insufficiente. 15 persone di personale amministrativo per una procura del Veneto è un numero che la dice non devo aggiungere altro, non devo aggiungere altro, eppure ce le facciamo bastare. Devo dire grazie in questo senso alla Guardia di Finanza e a tutti gli organi di polizia giudiziaria che ci danno una grandissima mano. Senza di loro veramente non andremo da nessuna parte. Grazie al dottor Montella, procuratore della Corte dei Conti, e noi da Venezia vi restituiamo la linea. Grazie davvero Filippo Fois, a te, al tuo autorevolissimo ospite e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Io vi do un aggiornamento di cronaca che arriva dal Vicentino. Parliamo di atti vandalici in un parco comunale. Sono stati denunciati 2 minorenni che sono stati individuati come presunti responsabili di per l'appunto questi atti vandalici nel parco della Vittoria di Mussolente, avvenuti il 22 gennaio scorso. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno individuato 2 quindicenni del posto che la sera del 22 gennaio per l'appunto avrebbero incendiato una palma andata completamente distrutta. Erano intervenuti i vigili del fuoco. Successivamente, nei giorni tra il 23 e il 24 gennaio, i 2 studenti, mediante l'utilizzo di bombolette spray di colore viola, avrebbero imbrattato anche la facciata sud del chiosco posto al centro dell'area verde. Per questi fatti e per altri atti di vandalismo accaduti nel corso dei mesi precedenti, il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, aveva presentato una denuncia querela. I militari hanno così denunciato alla procura minorile di Venezia i 2 ragazzini. Allora, facciamo così: tanti i fatti di cui dobbiamo ancora darvi conto, tanti anche i collegamenti. Fra poco a Treviso con il sindaco Mario Conte ci raggiungerà Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria e Agricoltura del Senato. Qui con me c'è già, lo saluto e lo ringrazio, il generale Claudio D'Angelo, esperto di storia militare, docente, comandante di lungo corso di diverse missioni internazionali, su tutte quella in Afghanistan, quindi la persona giusta per fare un po' il punto di questo primo anno di guerra in Ucraina, una guerra che sta sconvolgendo il cuore dell'Europa. Tutto questo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta per continuare il nostro racconto di questo venerdì 24 febbraio a Nord-Est. Vi dicevo, Marta Marangon da Treviso con il sindaco Mario Conte. Marta Marangon che si trova alla loggia dei 300 con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Marta, a te la parola. Sì,
Buongiorno Cristian, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo dunque sotto la loggia dei 300, Piazza dei Signori a Treviso, una loggia, lo vedete dalle immagini della nostra Nicoletta Rizzetto, già gremita di persone che sono qui per la presentazione della lista della Lega, una delle liste che sosterranno la corsa di Mario Conte alle prossime amministrative fissate per il 14 e 15 di maggio. È di ieri l'ufficialità, una data, sindaco, che sta facendo un po' discutere dalle nostre parti, no? Per via della concomitanza con la Dunata degli Alpini, in particolare domenica 14 con lo sfilamento. Sì, la domenica 14 è certamente una domenica un po' problematica, soprattutto per i nostri alpini, però proprio perché sono gli alpini hanno nel loro DNA lo spirito di responsabilità nei confronti delle istituzioni, e quindi sono certo che tra la domenica 14 e il lunedì 15 troveranno il tempo per andare a votare e quindi per svolgere il loro diritto di voto. E quindi insomma dai, è importante aver stabilito la data in modo tale che così i candidati e le squadre programmano le loro attività. Mancano 80 giorni per stringere 86.000 mani e noi lo faremo. Ecco sindaco, la lista della Lega dunque che verrà presentata tra pochissimo, qualche anticipazione, vedremo tra poco il simbolo e sentiamo qualche nome. Ma no, diciamo che il simbolo avrà una novità importante che vuole richiamare molto alla territorialità e alla candidatura, porterà il mio nome, non quello del segretario Salvini, una scelta che è stata condivisa, una scelta che è stata fatta anche nelle altre città, proprio perché si vuole dare un'impronta territoriale importante. Dove c'è la Lega, dove ci sono i sindaci della Lega, significa che c'è il buon governo, lo dimostrano i tanti sindaci che oggi sono qui presenti e li ringrazio, lo dimostra il presidente Zaia, e quindi insomma affrontiamo con grande serenità questa campagna elettorale, la affrontiamo con la convinzione di dimostrare che la Lega è ancora il partito di riferimento nella nostra città. Ecco, il suo nome sulla lista della Lega, ce n'è già un'altra lista con il suo nome, diciamo quelli che vogliono un po' sollevare zizzania dicono che c'è il timore che la sua lista personale superi quella del partito, della Lega. Ma sono timori che francamente lascio a coloro che vogliono seminare zizzania, che non rappresentano in alcun modo la realtà dei fatti. Da sempre esiste una lista civica nominale del sindaco e una lista di partito che è quella della Lega, che oggi porta tra l'altro il mio nome. Quindi nessun timore, nessuna concorrenza, sono due liste complementari, perché ricordo che il mio risultato sarà la somma delle due liste, in questo caso la lista civica e la lista della Lega, ma ricordo anche che ci sarà Fratelli d'Italia in alleanza, che ringrazio, saluto e ribadisco, voglio che sia una lista forte anche quella di Fratelli d'Italia, e poi ci sarà Forza Italia, Coraggio Italia e tutto il mondo dei moderati che mi sosterranno. Quindi insomma una coalizione forte, compatta, unita, che si pone un unico obiettivo, che è quello di vincere le amministrative. Dopo tanti anni non ci sarà il nome di Giancarlo Gentilini. Ma il nome di Giancarlo Gentilini è scritto nei cuori dei nostri cittadini, quindi lui sarà sempre al nostro fianco. È un leone che con la data di nascita che cita 1929 ha deciso di assumere fare l'ennesima scelta di responsabilità e di non candidarsi, ma questo non significa che non sarà protagonista in queste amministrative nel futuro della nostra città. Gentilini è il sindaco di Treviso, è lo sceriffo numero 1, è una delle persone più amate dai nostri cittadini, e quindi non è la candidatura che lo fa amare, è proprio la sua persona, e quindi Giancarlo sarà con noi. Oggi non è qui alla presentazione semplicemente perché ha un po' di raffreddore. Grazie, lasciamo andare il sindaco Conte perché è davvero di fretta, qui stanno premendo per poter cominciare la presentazione della lista. Restituisco quindi la linea allo studio. E Marta, ti chiedo quali sono i big del partito presenti, che aria si respira?
Beh, guarda, come vedete adesso Nicoletta vi farà vedere dalle immagini, la loggia dei 300 è affollata di persone, i big del partito veneto ci sono tutti, abbiamo visto l'europarlamentare D'Arè, c'è l'assessore regionale Marcato, c'è Gianangelo Boff, c'è Dimitri Coin, insomma i big del partito, c'è Stefani, il parlamentare Stefani, quindi insomma i big del partito ci sono davvero tutti. Vediamo ora è arrivato anche Giampaolo Gobbo, i volti storici e nuovi della Lega e della Liga ci sono davvero tutti. Siamo in attesa di conoscere quella che sarà la composizione e l'ordine dei nomi di coloro che appunto saranno candidati e andranno a comporre la lista della Lega a sostegno di Mario Conte. Grazie davvero Marta Marangon, a te Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, e noi qui anche noi abbiamo un big, ma di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, buongiorno. Big in senso di peso immagino, Arboit. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno De Carlo che è senatore, coordinatore di Fratelli d'Italia, ma soprattutto oggi è qui in veste istituzionale come presidente della Commissione Industria, Turismo, Agricoltura, Prodotti Agroalimentari del Senato, se non sbaglio la 9ª commissione permanente. Ecco, insomma i temi sono tanti, sono svariati. Questa mattina, se non sbaglio, era ad un convegno della Coldiretti sul vino. Se ne è parlato tanto in questi giorni. Cosa ci può dire a riguardo? Beh, posso dire che innanzitutto i dati consolidano una posizione di leadership del Veneto come tra i migliori produttori di vino, sia in termini qualitativi, e lo si sapeva, sia in termini quantitativi. Quindi è un successo, il titolo era Vino, un successo da consolidare, sì, e lo si farà attraverso tante iniziative, sia turistiche ma soprattutto iniziative ambientali e di innovazione, perché come dico sempre ogni tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta, e quindi oggi insieme a tanti operatori e all'associazione Coldiretti abbiamo proprio fatto il punto su quelle che sono le tendenze e le prospettive per un mercato che nel solo Veneto vale circa 5 miliardi, e quindi non stiamo parlando di bruscolini. Vino che è sotto attacco. Vino che è sotto attacco. È perlomeno la sensazione. Ma insomma. Sì, è stata questo tentativo di sottrarre risorse in nome di una sua pericolosità, pericolosità del vino. Poi il fatto che la Commissione europea, sempre pronta a normare qualsiasi tipo di iniziativa privata, si sia di fatto girata dall'altra parte quando l'Irlanda ha scelto di scrivere che l'alcol nuoce gravemente alla salute sulle bottiglie, mentre il Parlamento europeo si era espresso esattamente contrariamente alla Commissione. E quindi sappiamo che è un tema, quello dell'uso e dell'abuso dell'alcol, che va monitorato, perché ci sono problemi alcol correlati, lo dico da sindaco per primo, che quindi li affronto, non dico quotidianamente, ma più o meno, e c'è invece l'uso del vino. Pensate, se dovessimo levare il vino dalle nostre tavole, dovremmo scrivere libri importanti o storici come il Vangelo, perché non mi risulta che durante le nozze di Cana l'acqua fu trasformata in qualcosa di diverso di vino. Quindi serve un approccio, lei dice? Serve un approccio meno ideologico, naturalmente di buon senso, che ne distingua l'uso dall'abuso, ma credo che questo lo si fa dalla notte dei tempi. Non vedo perché oggi invece si debba cambiare, tra l'altro su una materia come quella dell'etichettatura, che dovrebbe essere omogenea e non a seconda degli intendimenti delle singole nazioni. Praticamente è un paradosso, cioè verso l'Europa unita e armonizzata, e si tollera invece che l'Irlanda, dove il vino costituisce il 2-3% delle vendite e quindi sicuramente non costituisce nemmeno il motivo per il quale tante persone abusano dell'alcol, credo sia più legato alla birra e alla whisky soprattutto, quindi credo che sia una risposta sbagliata ad un problema reale, quello dell'abuso dell'alcol.
Rimaniamo in ambito agroalimentare, ne approfitto per fare un po' il punto, il quadro, De Carlo, poi ovviamente dedichiamo un focus sull'Ucraina con il generale D'Angelo, tra l'altro si sta collegando anche Stefano Antoniolli, chef di Roncade, che vive e lavora a Kiev con la sua famiglia. Rimaniamo in ambito agroalimentare perché il Veneto ha già sete, c'è già una siccità che preoccupa tutto il settore primario e non solo, con la CIA di Padova per esempio che chiede interventi infrastrutturali. Estremamente preoccupante, l'indicazione che abbiamo da quest'anno è di una situazione ancora più grave rispetto all'anno scorso, medie più bassi che nello storico degli ultimi 30 anni rispetto a quello che sono le falde e le portate dei fiumi. Attendiamo la pioggia che speriamo aiuti in questo momento di estrema difficoltà. Più delle parole valgono le immagini che il nostro Federico Cibotto ci trasmette, perché questo è quello che si trova sui campi, polvere. Se noi tiriamo su, vedi questo cipollotto, le radici non sono umide, non hanno praticamente fango, dovrebbe esserci molto fango attaccato. La siccità che sta colpendo il territorio si profila come la peggiore degli ultimi 30 anni. La CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori italiani, stima una perdita per il comparto agricolo nel solo Veneto per lo scorso anno di 1 miliardo di euro per il 2023. Potrebbe essere addirittura peggiore. La necessità in questo momento è di creare invasi dove trattenere l'acqua. Per trattenere l'acqua la soluzione è quella degli invasi che devono essere fatti a monte e che poi permettano un rilascio nel momento di maggiore necessità. Per adesso si sta molto spingendo rispetto ai laghetti per singola azienda, è una soluzione che però si può permettere solo a aziende estremamente strutturate, che comunque non risolve il problema complessivo della nostra agricoltura sul territorio. Bisogna però agire anche sul breve periodo, intensificando la pulizia dei canali per non sprecare nemmeno una goccia d'acqua. La manutenzione è fondamentale per tutto quello che riguarda la rete di canali, irrigui, ma anche di scolo che abbiamo nei nostri territori. La manutenzione viene fatta sempre da parte dei consorzi, ma anche dagli stessi agricoltori. È necessario ovviamente ripensare anche a questi canali come riserve diffuse di acqua, non solo per permettere all'acqua di defluire come è stato fatto fino adesso. Presidente De Carlo, questo agricoltore, questo rappresentante di categoria della CIA di Padova tocca dei punti nevralgici. Sì, intanto farei una premessa. Quella che fino adesso è stata probabilmente un'emergenza straordinaria, ogni 5 anni, è diventata ormai la normalità. Cioè dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che il problema di scarsità dell'acqua esiste e non soltanto ce ne accorgiamo in montagna dove il bilancio idrico è calcolato, penso alla mia terra, al Cadore, sul fatto che ci sia ancora un bacino come quello del Vajont, che in realtà non c'è e che tanto ha costato, ma anche e soprattutto perché, e qua dobbiamo fare un mea culpa, il Veneto è una delle regioni, se non la regione, che trattiene meno l'acqua piovana, perché se una media europea del 25% e una media nazionale dell'11%, noi in Veneto ci attestiamo al 5%. E questo è un dato drammatico. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino adesso si è lavorato sui bacini di montagna e si è lavorato poco sulla realizzazione di tanti piccoli bacini in quelle aree più prossime a dove si coltiva. E quindi bisognerà lavorare su questo, e questa è la prima risposta. Dopodiché, fino adesso il governo ha messo 880 milioni di euro sul fondo complementare. Ci sono altri 4 miliardi di euro sul PNR, cioè una risposta immediata a risorse. Io faccio l'amministratore, sono abituato a contabilizzare le risposte, altrimenti parliamo di siccità e rimaniamo sempre sul vago. Però dobbiamo capire anche un'altra cosa, e cioè che dobbiamo cominciare a ragionare che, colpa o non colpa dell'uomo, il cambiamento climatico è in atto e quindi dovremo adattare non solo le culture, ma anche all'interno delle stesse culture a lavorare su quelle piante geneticamente, che non vuol dire inserire un nuovo gene, non vuol dire OGM, ma vuol dire favorire con la tecnica
lo sviluppo e l'evoluzione di determinate piante, cosa che avverrebbe in natura già, ma ci vorrebbero molti anni, attraverso la genetica. Si chiamano tecniche di evoluzione assistita. Io ho presentato una legge e credo che su questo si debba lavorare per avere piante che consumano meno acqua. Poi bisogna lavorare sulla dispersione dell'acqua, e anche qui lo dico da amministratore pubblico, non è facile certe volte intervenire su questioni come gli acquedotti che sono qualche metro sottoterra, perché si vedono poco e quindi portano poco consenso, ed è per questo che in Italia perdiamo il 40%. Una bella asfaltatura, no? Una bella asfaltatura, magari un mese prima delle elezioni, rende molto di più che mettere a posto l'acquedotto, al netto del fatto che gli acquedotti oggi sono un appalto a aziende partecipate, quindi magari percepiti distanti rispetto alle amministrazioni pubbliche. Però anche lì dobbiamo lavorare. Poi dobbiamo pensare che il nostro modo di spendere consapevolmente la risorsa acqua deve cambiare, perché oggi noi tutti abbiamo acqua potabile nello sciacquone del bagno. Non sarà più possibile, perché la risorsa non è infinita, è finita. E quindi ci sono tanti livelli sul quale dobbiamo lavorare. Primo, nelle scuole, sulla consapevolezza che l'acqua è un bene preziosissimo, è l'oro blu, e mai come adesso ce ne renderemo conto. Chiaro che noi veneti, che vediamo l'acqua costante, l'abbiamo sempre vista, abbiamo fronteggiato poche volte il problema dell'acqua, oggi cominceremo a fronteggiarlo, perché già è costato 6 miliardi la siccità d'estate. Adesso, tra l'altro, abbiamo avuto un periodo di fiato durante l'autunno, e adesso, per la prima volta nella storia, abbiamo anche un inverno siccitoso, con tra l'altro le precipitazioni nevose che segnano un meno 53%, quindi quelle che sono sempre stati torri d'acqua, e cioè le Dolomiti nel nostro caso, oggi sono vuote, e quindi il problema sarà anche per la prossima estate. Pensare di affrontarlo in maniera demagogica è impensabile. Pensare di smettere di produrre è altrettanto impensabile. Dobbiamo cominciare a produrre di più, perché dobbiamo sfamare presto 10 miliardi di persone, ma dobbiamo farlo bene. Senta De Carlo, lei ha fatto un riferimento poco fa al bacino del Vajont, e lì vicino vorrei recarmi, no? Perché poi in questi giorni abbiamo parlato tanto della ristrutturazione post-Vajont, dei fondi post-Vajont e così via, in relazione a Safilo. Qui volevo arrivare, lei è Presidente della Commissione Agricoltura e Industria, quindi qui apriamo un altro capitolo doloroso per il territorio bellunese, il fatto che Safilo, azienda storica dell'Occhiale, nata di fatto nella sua Calalzo, di cui lei è sindaco, ha dichiarato la non strategicità del sito di Longarone, dove oggi lavorano circa 500 persone, 474. L'annuncio shock è stato fatto più o meno un mese fa, 2 settimane prima rispetto al Mido, che è la fiera dell'Occhiale. Questa è la protesta dell'8 febbraio scorso a Longarone, gli operai non solo di Safilo, che hanno invaso pacificamente la statale di Alemagna. Se non sbaglio c'era anche lei. No, io purtroppo era mercoledì e avevo avvertito nell'incontro che avevamo tenuto la settimana prima che non sarei potuto essere presente per ovvi motivi. Insomma, martedì e mercoledì sono i 2 giorni assolutamente off limits per i deputati. E cosa può fare il governo? Sappiamo che si è aperta l'unità di crisi regionale, tutti ne stanno in qualche modo... Tutti stanno svolgendo il tema, ma la questione è molto delicata. Intanto cominciamo col dire che sono assolutamente solidale nei confronti dei 472 dipendenti di Safilo, che non si spiegano come un'azienda con un bilancio florido e con utili in continua crescita oggi chiuda uno stabilimento come quello storico ormai di Longarone. Io, che ho vissuto, non da sindaco, ma appena prima che lo diventassi, la chiusura dello stabilimento di Calalzo di Cadore, dove la Safilo nasceva, soffro 2 volte, e mi sembra altrettanto evidente. Soffro per i dipendenti che di Calalzo ancora, ma del Cadore ancora lì lavorano, e soffrono perché ho già vissuto questo trauma. Ci siamo attivati subito. Io devo ringraziare l'assessore Donazzan per la prontezza con il quale ha convocato tutti i tavoli, ha posto tutti gli interlocutori istituzionalmente intorno a un tavolo. Nella stessa maniera ci siamo mossi con la Commissione, abbiamo sollecitato il Governo è venuto in Commissione, ha risposto a un'interrogazione, quindi ha dato una certa centralità a questo tema.
oggi c'è un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni. Qual è la speranza? La speranza è quella che non cessi un sito produttivo di quella importanza, che l'azienda faccia una considerazione anche etica e non soltanto economica, e lo dico, guardi, proprio sapendo che la prima fabbrica di occhiali nel 1878, che nasce a Calalzo di Cadore, però ma di Angelo Frescura. Sì, bravissimo, Barboito, preparatissimo. Nella frazione a me cara di Rizios, dove nasce la fabbrica di occhiali, nasceva su un concetto etico, perché Angelo Frescura, che faceva tutt'altro da un'altra parte, viene a Calalzo di Cadore non certo per motivi economici o di comodità, vista anche la location che infatti poi dopo qualche anno fu distrutta da una piena, guarda caso, del torrente Molinà, ma viene semplicemente perché è conscio di poter portare al proprio territorio un beneficio, e quindi assieme a altri due fonda questa fabbrica di occhiali. Tra l'altro uno statuto meraviglioso, perché dice che coperti i costi e pagati i dipendenti c'era anche poi la ripartizione degli utili tra gli operai, che era una cosa di straordinaria avanguardia e che testimoniava proprio come fosse un'azienda veramente che nasceva con dei principi solidi. Poi nacquero poi Safilo e Lozza, insomma il miracolo, il boom del nord-est a Calalzo e insomma nel centro Cadore visse, e oggi ci troviamo invece con logiche probabilmente diverse di produzioni meno onerose da un'altra parte. Noi dobbiamo invece lavorare non solo per mantenere i 472 posti di lavoro, che sono fondamentali e strategici, anche per le competenze che hanno acquisito in questi anni i dipendenti, perché guardate che hanno provato a delocalizzare e a costruire e a fare le stesse cose da un'altra parte, ma quella manualità lì che si passa anche da padre in figlio non è la stessa, quindi questi hanno un patrimonio che è importantissimo, ma salvaguardia del posto di lavoro ma anche del sito produttivo, perché solo pensare di non vedere più Safilo in provincia di Belluno è qualcosa che veramente stringe il cuore. Dopodiché sappiamo tutti che la cosa più importante è la salvaguardia dei posti di lavoro. Però io credo che chi rappresenta il territorio come lo rappresentiamo noi e che fa del Made in Italy una bandiera non possa non lavorare e fare di tutto, e anche forse di più del tutto, per far permanere un'azienda storica in un posto strategico come Longarone. In attesa di collegarci con Kiev, con Stefano Antonioli, vorrei toccare un altro tema con De Carlo di Politica Industriale, lo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. Come sapete, questo è l'intendimento, questo è l'obiettivo dell'Europarlamento, che ha ovviamente creato una levata di scudi da parte di diversi settori, su tutti quello dell'automotive, così nel Vicentino. La grande rivoluzione dell'automotive ricade sul Vicentino. Lo stop all'immatricolazione di veicoli a benzina, gasolio e ibridi a partire dal 2035 segna una strada che mette in allerta le categorie economiche, a cominciare da Confesercenti. In una situazione molto difficile per un settore che in Italia è un settore trainante. Abbiamo già presentato al Ministero la nostra bozza sul tavolo della filiera, dove chiediamo che le stazioni di servizio diventino stazioni di servizi, quindi un hub dove oltre a vendere benzina e gasolio tradizionale anche riuscire a vendere prodotti alternativi, energie alternative come ricariche elettriche per le auto. Insomma, inizia una rivoluzione anche per le aree di servizio, che dovranno adattarsi a questo cambiamento. Una rivoluzione che però riguarda le officine e tutte le aziende legate al settore automobilistico. Non siamo ancora pronti per un cambio così forte. Tutte le autovetture elettriche non potrebbero avere la possibilità di essere ricaricate. E poi, ma solo autovetture? E i mezzi pesanti? Come facciamo a alimentare tutte le macchine operatrici e i camion di grossa portata? Avranno bisogno delle batterie molto grosse, e questo vuol dire una quantità di materiale enorme per poter produrle. A lanciare l'allarme anche Confartigianato, che mette in evidenza come tutte le aziende legate al settore automotive, e nel Vicentino sono tante, dovranno riconvertirsi, ma serve un piano industriale. L'altro aspetto che ci preoccupa è che non c'è un piano industriale. Le nostre aziende artigiane hanno bisogno
di un tempo per poter riconvertire la loro produzione per poter essere competitive. Ma attenzione, da oggi al 2035, in questi 12 anni, mentre le aziende si convertono all'elettrico, potrebbe esserci l'avvento dell'idrogeno. In tal caso, che si fa? Si ricomincia da capo? E chi paga? Sempre i cittadini e gli imprenditori? Come si può affrontare una ricollocazione delle nostre aziende con tutti questi dubbi e tutte queste perplessità? Questa è una cosa che il governo e la comunità europea ci deve spiegare, altrimenti rischiamo di fare quello che non si deve fare. Punto. Presidente De Carlo, come ne usciamo? Ogni volta siamo travolti da norme demagogiche, quelle che tendono a sostituire qualcosa con qualcosa che non esiste ancora. Cioè pensare di riuscire a trasformare tutto entro il 2035 in batterie e in elettrico è folle, oltre che assolutamente dispendioso, oltre che mettere in ginocchio le nostre aziende. Poi non è detto che risolva il problema delle emissioni, perché poi dopo c'è lo smaltimento, poi c'è come faremo a produrre i componenti, dove li acquisteremo soprattutto, perché sembra evidente che oggi sia o una parte in Nord Europa quando va bene o una parte cinese quando non va bene, e quindi credo che come tante cose, come le case green, come la strategia Farm to Fork in campo agroalimentare, siano più dettate da uno scollamento totale rispetto alle esigenze della gente, e questo parlo a livello europeo, che dalla consapevolezza di dover cambiare e di poterlo fare. Quindi io credo che al di là della Butad ci sia molto da lavorare, che valga per tutte le nazioni, e quindi che non sia solo l'Italia a trovarsi in difficoltà rispetto a questo tema, ma che soprattutto nel 2025 2024 anzi, si possa cambiare questa Europa attraverso la spedire a casa le socialdemocrazie impregnate di ideologia verde e veramente idiota ed inutile, per sostituirli con finalmente, anche lì come accade nei comuni, come accade in regione, come accade in questa nazione, con finalmente un governo serio di centrodestra. Ecco, lei sta già lanciando il cuore oltre l'ostacolo. Manca un anno. Manca un anno, che insomma per la politica è tanto o poco, dipende, è sempre molto relativo. Saluto e ringrazio, eccolo, Stefano Antoniolli, lo conoscete un po' tutti, perché spesso ce l'abbiamo avuto ospite, chef Antoniolli, che è originario di Roncade ma vive e lavora a Kiev. Buongiorno Antoniolli. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, oggi un po' il fil rouge di questa prima edizione è questa ricorrenza tragica, esattamente un anno fa la prima bomba su Kiev. Dopo un anno, che cos'è cambiato, com'è la situazione, come sta vivendo Kiev questa guerra ancora tutta da decifrare per certi versi? In effetti a un anno di distanza diciamo che oggi almeno si lavora. Un anno fa avevano chiuso le porte quasi tutti i ristoranti, tutte le ditte, i business avevano chiuso tutto in una notte, avevano chiuso tutto, quindi ci trovavamo in una parte buia della storia ucraina e anche del mondo, si può dire. Oggi invece riusciamo a lavorare, teniamo le porte aperte, certamente non ci sono i ritmi del prima del 24 di un anno fa, però qualcosa riusciamo a fare, riusciamo a stare in piedi e riusciamo a dare un esempio di come in una situazione del genere si può, lavorare, anche se abbiamo cambiato molto il nostro target, il nostro cliente, non c'è più, perché sono 8 milioni gli ucraini che sono espatriati, sono in Europa oggi, nei vari stati europei, e quindi si è dovuto cambiare anche il target del nostro cliente oggi. Per fortuna riusciamo a stare in piedi, ecco, diciamo così, anche se tutto ridotto. Quando parliamo di resilienza, questa è vera resilienza. Senta, chef Antoniolli, le avevo già fatto in passato questa domanda. Lei è originario di Roncade, la sua famiglia è di Roncade. Perché non torna a Roncade in Italia?
Da una parte c'è l'attaccamento a questa terra, a questa città che tanto mi ha dato negli ultimi 20 anni che sono qui. Io rimango qui per dare un messaggio, diciamo, di speranza, di voglia di far rientrare clienti e di far rientrare anche tanti altri stranieri che hanno qui business o che vogliono fare qui business. Diciamo, si riesce a lavorare anche se c'è abbastanza tensione, non si sa mai quando può capitare un attacco, e ce ne sono stati parecchi in quest'ultimo anno, soprattutto dopo il 10 di ottobre, quando hanno cominciato ad attaccare con droni e missili vari. Però diciamo c'è sempre questa caparbietà di andare avanti, quindi spero di dare questo segnale di ottimismo, di speranza, rimanendo qua sia ai miei collaboratori che a tutta l'altra gente. Senta, chef Antonioli, sul suo profilo vedo una bandiera italiana. Nei giorni scorsi c'è stata la visita del premier Giorgia Meloni a Kiev, prima a Bucha, poi a Irpin, poi con il presidente ucraino Zelensky. Cosa ha provato? Ha fatto bene Meloni? È sempre un piacere ricevere le istituzioni italiane qui, è sempre un piacere che l'Italia sia nel rating mondiale, che si faccia sentire. Poi ognuno ha le sue posizioni, ognuno fa e dice quello che può, ecco, diciamo. Adesso non voglio tanto inoltrarmi, noi abbiamo con l'ambasciata italiana un bel rapporto, e quando è venuta qua la Presidente del Consiglio, siccome arrivano in treno e se ne vanno in treno fino in Polonia, perché non si può volare sull'Ucraina, abbiamo dato dei pacchetti, abbiamo supportato, diciamo, la nostra Presidente del Consiglio con tutta la scorta, diciamo, con un po' di gastronomia italiana. Quindi lei si è occupato di fatto del benvenuto, mi pare di capire, insomma, nei giorni scorsi. Ecco, senta Antonioli, come la vede? Come vede i prossimi mesi? Lo possiamo vedere anche qui, Zelensky nelle ore scorse ha rilasciato un video, dice vinceremo entro il 2023. Io non voglio tirarla per la giacchetta, so benissimo che la situazione è delicatissima, soprattutto per chi vive là, ma lei che prospettive vede? La vedo ancora dura, per tutto il 2023 io la vedo ancora dura. Dopo quello che si è detto soprattutto in questi ultimi giorni, tra quello che abbiamo sentito tutti, il discorso che ha fatto non da poco il presidente russo e il discorso che ha fatto il presidente sia ucraino che il presidente americano, insomma, io per questo 2023 vedo un andazzo come l'anno scorso, ecco, secondo me. Quindi non vede grandi speranze. Senta Antonioli, le faccio un'ultimissima domanda. Noi ci eravamo sentiti l'anno scorso, prima dell'esplosione del conflitto, quando c'erano questi venti di guerra. Lei stesso, mi ricordo, diceva no, non è possibile, difficilmente ci sarà una guerra sul territorio ucraino. Quindi quel 24 mattina eravate rimasti davvero sorpresi dopo quella prima bomba. Era stato uno shock collettivo, individuale e collettivo, immagino. Sì, anche perché non ce l'aspettava nessuno. Diciamo, siamo tutti positivi, vogliamo vivere nella positività e non si era mai, cioè era da parecchio tempo che in Europa non capitava una guerra del genere, ecco. Quindi viviamo sempre nella speranza che tutto rimanga abbastanza calmo, tranquillo, in modo di pianificare anche un futuro. Quella mattina alle 5, me lo ricordo anche adesso, alle 5 di mattina, ho telefonato un'amica di mia moglie che ha detto hanno cominciato a bombardare.
e noi dalle 5 mattina poi abbiamo cominciato a vedere tutti i social media che c'era appunto il discorso del presidente russo, poi hanno cominciato a far vedere le prime bombe cadute, i primi razzi caduti, e da lì c'è stato, diciamo, il periodo più buio che abbiamo vissuto, e soprattutto il primo mese è stato, anche i primi 3 mesi sono stati parecchio bui. Oggi ci siamo un po', ci si abitua anche poi un po' alla volta, è brutto a dirlo, però ci si abitua un po' al tran tran di come sia andata avanti questa guerra, quindi un po' alla volta ci siamo adeguati e abituati a tutto quello che è capitato. E senta Antonioli, che cosa si sente di dire un messaggio a tutti i suoi amici che sono qui a Roncade, perché insomma c'era stata apprensione nei mesi scorsi, soprattutto all'inizio della guerra. Che cosa si sente di dire agli amici italiani e anche ai suoi familiari? Loro lo sanno benissimo, io sono qua per scelta, ho scelto di rimanere qui, quindi che spero che non si preoccupino più di tanto. Sono sempre qua, vivo, vegeto, sempre disposto ad andare avanti, a tenere duro, ad aiutare, poi quello che viene e va bene così. Andiamo avanti, sempre forti, sempre forti. Sempre avanti. Grazie davvero Stefano Antonioli, a prestissimo allora, grazie per questa sua testimonianza. Generale D'Angelo, vengo da lei, questo era il quadro doveroso, dovevamo partire da una testimonianza di vita vissuta. A che punto siamo? A che punto è questa guerra che sembra infinita e soprattutto dice bene Zelensky quando appunto afferma che entro il 2023 vinceremo? Allora, partiamo da quest'ultimo punto. Nei discorsi di un uomo politico sempre, ma particolarmente quando deve guidare una nazione in guerra, bisogna sempre individuare la parte dichiarazione politica da quella che è la parte realistica. Chiaramente un discorso indirizzato al popolo ucraino non può che essere un discorso di incoraggiamento, un discorso che dà una prospettiva futura. Indubbiamente la realtà sul terreno è molto complessa. L'Ucraina già ha raggiunto un risultato che la maggior parte degli osservatori ritenevano impossibile, resistendo per oltre un anno all'offensiva russa e anzi bloccandola e ricacciandola indietro. Quindi già i risultati raggiunti all'Ucraina fino ad oggi sono buoni, sono risultati che nessuno si aspettava. Nello stesso tempo quello che in questo momento è lontano è una prospettiva di fine della guerra. Gli obiettivi delle due parti sono assolutamente inconciliabili. L'Ucraina, Zelensky in particolare, parla di liberare tutti i territori, compresi quelli occupati nel 2014, che comprendono anche la Crimea che di fatto è già stata inglobata, anche se non riconosciuta dalla comunità internazionale, inglobata la Russia già da anni. Putin vorrebbe ha obiettivi altalenanti, perché il primo obiettivo, se vi ricordate, era di denazificare l'Ucraina, il che voleva dire in qualche maniera installare un governo filorusso in Ucraina e farne uno stato cuscinetto sul modello della Bielorussia. Poi questo obiettivo è fallito immediatamente per ragioni militari e allora si è ripiegato sul consolidare la presenza russa su tutte le parti russofone dell'Ucraina. Si è arrivati così, i primi obiettivi comunque comprendevano ancora Kharkiv, almeno fino a settembre, e comprendevano tutta la parte orientale dell'Ucraina. Ecco, qui vediamo una cartina che ci ha messo a disposizione. Eccola, non so se possiamo... Sì. Ecco, quindi in questa cartina si è vista chiaramente tutta la parte orientale, la parte che vediamo blu in questa cartina sono territori che l'anno scorso fino a settembre erano occupati dalla Russia. C'è stata la controffensiva ucraina che nessuno si aspettava, perlomeno non nella sua efficacia, che ha costretto i russi a est, nel nord-est, da Kharkiv
verso est e verso sud a una ritirata precipitosa. Hanno lasciato e abbandonato mezzi, materiali, caserme, strutture. È stata una vera e propria rotta in quella zona. Più invece controllata la ritirata da Kherson, avvenuta qualche mese dopo nel sud, dove è stato invece un ripiegamento programmato, tant'è vero che hanno evacuato anche i civili filorussi che si erano esposti nel governo filorusso, quindi è stato in quel caso un ripiegamento controllato, organizzato. Resta il fatto che da una parte, giustamente, dal punto di vista soprattutto del diritto, ma anche di quello che sono i desideri del suo popolo, Zelensky mira a liberare tutta l'Ucraina. Dall'altra la Russia ben difficilmente recederà da quelli che sono i suoi obiettivi, che tra l'altro, ripeto, sono anche un po' cambiati nel tempo. Ma senta, tra questi obiettivi cambiati c'è anche la Moldavia, in particolare c'è anche la Transnistria. Allora, la Transnistria probabilmente in questo momento è più che altro un modo per alzare la posta, nel senso che quando si contratta e quando si arriva a un tentativo di pace o armistizio, comunque si tratta di contrattare, più alzo la posta all'inizio, più posso cedere sul tavolo delle trattative e quindi fare la parte di quello, vabbè, vi ho ceduto questo, ho rinunciato a questo, e quindi può essere un modo per alzare la posta adesso, per avere qualcosa da cedere e poi dire io sono il bravo, quello che rinuncia a una delle mie richieste. Quali sono gli obiettivi minimi della Russia? Sicuramente le aree russofone, che tra l'altro non è solo perché sono russofone, ma perché nel Donbass ci sono anche un sacco di miniere, anche miniere di terre rare. Prima si parlava di auto elettriche, a proposito, anche miniere di terre rare. E quindi quello sicuramente il minimo della Russia. La Russia non cederà mai, se non è costretta a farlo, quelle terre. Nello stesso tempo, cosa può voler dire costringere la Russia? La Russia è una potenza con ordigni nucleari. Ecco, ordigni nucleari che nella sua dottrina può utilizzare per difendere la Russia. Se la Russia intende Crimea e Donbass territori russi, ed è direi che è abbastanza evidente che adesso lo intende, una minaccia a quelle militare, a quelle terre, potrebbe rischiare un'escalation nucleare. Quindi sono tutte variabili di cui bisogna tener conto. La domanda normalmente a questo punto è: ma allora quali sono le possibilità di fine di una guerra? Perché questo è il tema. Allora, le guerre tradizionalmente finiscono in tre modi. Uno, la vittoria totale di una delle parti, vedi Seconda Guerra Mondiale. Non è questo il caso, perché l'Ucraina è sostenuta dall'Europa e la Russia ha da per sé le armi nucleari, quindi nessuna delle due parti potrà raggiungere una vittoria totale sull'avversario tale da poter eliminarne la volontà. Poteva succedere nelle prime 48 ore, quando è fallito il raid russo su Kiev. In quelle 48 ore avrebbe potuto succedere. Nel momento in cui quel raid è fallito, è finita la possibilità di una vittoria totale della Russia, ma anche della vittoria totale, non c'è una possibilità di vittoria totale da parte dell'Ucraina. Quindi rimane o una pace che risolva anche i problemi politici alla base della guerra, o quantomeno un armistizio che, senza affrontare i problemi politici, comunque crei, l'esempio vivente è la Corea, crei una situazione in cui, pur in una realtà di tensione reciproca, si possa comunque evitare il protrarsi dei combattimenti. Quindi di fatto l'instaurazione di una guerra fredda localizzata in questo... L'instaurazione di una pace, non di una pace, ma di una non guerra. Di una non guerra che può essere garantita da una frontiera ultramilitarizzata come quella coreana, o in altre maniere una non guerra tra due contendenti che non hanno raggiunto un accordo politico, e che in questo caso, in questo momento, appare molto difficile possano raggiungerlo, e quindi in qualche maniera comunque raggiungono uno status quo per non continuare all'infinito una guerra. E nel frattempo sale anche la tensione tra Russia, tra Cina e Stati Uniti d'America. Anche questo è un altro tema, senatore De Carlo. Sì, sono contestuali. Ovviamente quando cambia lo scenario e gli equilibri all'interno di un'area,
che gli smottamenti e le scosse si avvertono in tutte le aree politiche e geopolitiche. Questo è il tema. È ovvio che noi dobbiamo, proprio per questo, avere una posizione chiara. Ci si è potuti dividere prima dell'invasione tra quelli che pensavano che il Donbass, avendo una forte presenza russa, potesse essere ceduto con facilità, ben sapendo che qualsiasi zona mista ha dei problemi al suo interno, che nulla... L'Alto Adige non l'abbiamo ceduto. Sì, l'Alto Adige, l'Istria sappiamo come l'abbiamo ceduta, e quindi sappiamo che tutto crea grandissima tensione. Chiaro che è il momento in cui, un anno fa, un popolo, una nazione ne invade un'altra, sono altre le logiche che devono prevalere, cioè quelle del rispetto del diritto internazionale, e cioè di nessuna nazione che possa essere invasa. Quindi oggi sento tanti che si schierano dalla parte della Russia o far finire la guerra. Tutti vorremmo che la guerra finisse, tutti vogliamo la pace, ma la pace che prezzo ha? Cioè la pace sulla schiena dei russi o la pace sulla schiena degli ucraini? Perché dobbiamo essere un po' chiari, perché altrimenti gli stessi percentuali di persone che fino a ieri erano no questo, domani sono no questo, oggi sono no war. Certo, anch'io sono contrario alla guerra, ci mancherebbe. Non conosco una persona di buon senso che sia a favore di un conflitto bellico, nessuno. Però credo che debba prevalere il diritto delle nazioni, e in questo caso c'è una nazione che ha invaso e bombardato e una nazione che si sta difendendo. È umano, logico e comprensibilmente giusto politicamente schierarsi dalla parte dell'Occidente, perché io oggi quelli che simpatizzano il mondo sovietico mi danno già i nervi e la pelle d'oca per quello, perché quello è quel mondo che si è trasformato, ma quello è, e dall'altra parte dalla parte di chi calpesta il diritto. Perché oggi l'Ucraina sì e domani la Polonia no e dopodomani l'Italia no? No, c'è un diritto, chi infrange quel diritto ha il dovere di essere sanzionato. La posizione di Meloni su questo è ferma. E da sempre, attenzione, da sempre. Perché io sento qualcuno che mi dice no, ma quando invece eravate in campagna elettorale non dicevate così. Non è vero? Non è vero. Da questo la punto posizione di vista... della Meloni è stata trasparente dal primo momento. Se qualcuno pensa di mettere in bocca o pensa che la Meloni abbia pensato una cosa differente, non ha mai ascoltato quello che diceva Meloni. La posizione di Meloni, di Fratelli d'Italia, è chiara, era chiara anche con il governo Draghi, insomma, tutte le votazioni dicono questo. È molto meno chiara la posizione dei vostri alleati su tutti Forza Italia, insomma le frasi di Berlusconi. Guarda, allora, che Berlusconi uomo di pace mi piace, nel senso che non credo che, come ho ripetuto, nessuno sia un uomo di guerra, e che alla fine si debba trovare una pace è evidente a tutti. Il tema è come arrivare a quel momento. Prima il generale ci ha fatto un quadro esaustivo di come può essere, di cos'è il conflitto, come nasce, come è evoluto e di come si potrà chiudere. E quindi quelli sono gli aspetti. Credo che tutti, anche quelli che oggi sono particolarmente duri e fermi nella posizione, stiano lavorando per arrivare alla pace. Nessuno sta lavorando per mantenere questo conflitto perenne nel cuore dell'Europa, perché nessuno ci guadagna. Tra l'altro, ripeto, poi abbiamo il tema della pace, il tema della ricostruzione, tema di tante questioni, tema dei profughi, perché oggi i profughi ucraini, ci sono nazioni come la Polonia che si stanno sobbarcando un numero di profughi esorbitante, e quindi possiamo permetterci nel cuore dell'Europa un numero di profughi addirittura superiore a quelli che arrivano normalmente e che già sono... Non lo possiamo permettere, destabilizza un intero contesto. Se poi qualcuno intende destabilizzare il contesto europeo perché ha altre mire e altre questioni, l'Europa a maggior ragione dovrà assolutamente palesarsi compatta nel condannare ciò che è accaduto e stare dalla parte dell'Occidente, perché noi siamo Occidente. Se qualcuno ha simpatie per la Russia o sovietiche, se ne vada pure in Russia. Allora, tutti questi aspetti, tutte queste dinamiche le conosce bene il generale D'Angelo, che ricordo è stato comandante di una missione importantissima, quella dei carabinieri italiani in Afghanistan. E anche in Iraq. E anche in Iraq, quindi lei conosce molto bene queste... Volevo, se possibile, collegarmi a quanto detto. Un aspetto importante che non può essere tralasciato è che se noi lasciamo che una nazione che aggredisce abbia dei vantaggi
trattenga alla fine di tutto dei vantaggi considerevoli dalla sua aggressione, creiamo un precedente che abbiamo cercato di interrompere dal 1939, aggressione di Hitler alla Polonia. Che ogni tanto non siamo riusciti, guerre balcaniche. Esatto, però creare il precedente che chi aggredisce poi tiene quello che ha tenuto, quello che ha ottenuto con l'aggressione, è una cosa gravissima dal punto di vista del diritto internazionale, ma anche dell'ordine, non del diritto inteso come cosa astratta, ma dell'ordine, della pace e della sicurezza internazionale. Crea un precedente che è distruttivo per l'attuale equilibrio internazionale. Un'altra cosa che magari possiamo anche ricordarci, sempre ho accennato Polonia 39, Hitler è partito con la Renania, vabbè, ma tanto terra tedesca lasciamogliela occupare. Poi è passato all'Austria, vabbè, ma sono tedeschi anche quelli, se li prenda. Poi è passato ai Sudeti, ogni volta era l'ultima. Ogni volta era l'ultima. Quando ha preso la Crimea, Putin ha detto questa è l'ultima, non ci saranno altre modifiche ai confini. Adesso, pochi mesi fa, a settembre, ha dichiarato l'annessione anche di 4 province dell'Ucraina. Formale, perché alcune sono ancora libere, fortunatamente per loro, però già è venuto più volte meno alla sua parola nello stesso stile di Hitler. Cosa vogliamo aspettare? Che la prossima sia la Lettonia? Che tra l'altro è parte della NATO, cioè non può passare questo concetto che una persona ha il diritto di modificare i confini internazionali garantiti da quello che è. Lei dice, generale, non ci devono essere ambiguità dal punto di vista geopolitico, quindi l'Europa, l'Italia con Meloni fanno bene a tenere la barra dritta, lei dice? Fanno bene, non ci sono alternative, a meno di non tornare a un mondo del tipo 800 dove la nazione più forte detta alle altre la propria agenda. Senta, dicevamo... Dove è l'equilibrio della forza, l'equilibrio della forza, esatto. E non della ragione, come adesso. Ma lei vede delle analogie tra Ucraina e Afghanistan? Vediamo come è andata a finire in Afghanistan. Anni di impegno internazionale che si è sgretolato. È una paura che ricorre spesso, che alla fine questo sostegno si sgretoli. Allora, l'Afghanistan, da dove è nato? L'Afghanistan è nato dalle Torri Gemelle. Questo ha creato un movimento inizialmente di supporto tutto il mondo all'America, attacco all'Afghanistan perché in qualche maniera proteggeva chi aveva attaccato le Torri Gemelle, dopodiché ci si è posto il problema di stabilizzare l'Afghanistan e di creare una nazione. Lì l'errore, l'ho già detto, credo l'altra volta sono stato ospite qui, è stato quello forse di voler imporre un modello all'Afghanistan che non era radicato nella storia e nella cultura afghana. Non si possono trasportare 2000 anni di storia europea in una nazione che ha avuto un'evoluzione storica e culturale completamente diversa in 4 anni, in pochi anni e sotto il controllo militare. Non è fattibile, non funziona, è questo. Qui siamo in una situazione completamente diversa. Certo c'è il tema degli aiuti delle altre nazioni e del peso che questi aiuti hanno, perché è indubbio che le sanzioni in qualche maniera minima, ci sono diverse opinioni, colpiscono anche chi le fa, ma è nella logica, cioè è normale. È indubbio che noi diamo nostre risorse per rafforzare l'Ucraina. Tra l'altro dovremmo prima o poi dare anche più risorse alle forze armate italiane, perché anche le forze armate italiane adesso stanno dando le proprie risorse all'Ucraina, ma prima o poi le dovremo reintegrare, anzi ampliare, considerando che veniamo già da anni di tagli come forze armate. Chiediamolo subito a un rappresentante autorevole come De Carlo, c'è questa disponibilità? Insomma, io credo che se noi non consentiamo ad una nazione invasa, vale lo stesso principio di prima, se consentiamo ad una nazione che invade di potersi portare a casa l'oggetto della sua invasione, noi nella stessa maniera se consentiamo ad una nazione che è bombardata di non potersi difendere, non siamo responsabili anche noi di quello che sta accadendo? Cioè, ma non si tratta dell'Ucraina o della Russia, qui si tratta del principio di una nazione invasa e di una nazione che invade. È questo che difendiamo noi, il diritto. Guardate che non è, oggi può toccare all'Ucraina, domani può toccare alla Russia,
Chi l'ha detto che domani la Cina non invada la Russia? Possiamo noi, a quel punto dovremmo tutelare il diritto della Russia di non vedersi invasa. Quindi sì, perché no? Perché no? Cioè, perché no? Perché noi non dobbiamo contribuire a che una nazione si difenda? Ma capitasse a noi, voglio dire, capitasse a noi che domani si inventa che una nazione ci invade. Abbiamo noi il diritto di chiedere a qualcuno se ci dà una mano? E non credo che sia un problema esistenziale. Anzi, abbiamo il dovere, la solidarietà tra popoli, tra paesi, tra nazioni che stanno nel diritto, non fuori del diritto. Perché se noi ci schierassimo da una parte o dall'altra faremo un errore grande, un grande errore, perché andremo a definire noi le parti in gioco. Noi stiamo dalla parte semplicemente del diritto, gli altri stanno dalla parte di una fazione, quindi sono faziosi, noi no. Generale. Il discorso è sempre questo, è proprio questo motivo per cui secondo me c'è molto più appoggio a questo tipo di attività tra la popolazione, e non credo che in questo momento ci sia un tema come quello dell'Afghanistan di volersi ritirare indietro. Nella fase finale chiamiamolo occupazione, chiamiamolo aiuti all'Afghanistan, come li vogliamo chiamare, buona parte dell'America era contraria. In Italia semplicemente non se ne parlava e così si evitava di dover discutere quanti erano favorevoli e quanti erano contrari. È un tema completamente diverso. Qui la campagna dell'Ucraina, il fatto di aiutare l'Ucraina è molto più sentito. Certo, c'è una certa percentuale, forse anche più elevata anzi di quanto io mi sarei aspettato, di persone contrarie. Certo. Ma comunque è un problema che è molto più sentito dell'Afghanistan, della costruzione dello Stato democratico in Afghanistan. È molto più sentito questo della difesa dell'Ucraina. Tenete presente che dopo l'Ucraina ci sono nazioni collegate alla NATO e all'Unione Europea, nazioni a cui l'Italia è vincolata da trattati internazionali. Certo. Anche volendo fare un discorso strettamente utilitaristico. Che è quello che tanti fanno. Perché dovremmo spendere per difendere gli ucraini? Ma anche volendo fare un discorso completamente utilitaristico, se noi lasciamo che Mosca si prenda l'Ucraina o comunque crea in Ucraina uno Stato cuscinetto, fantoccio, modello Bielorussia, a sua immagine e somiglianza, cosa ci garantisce che si ferma lì? E che poi non comincia ad andare verso la Romania, verso la Polonia ancora. Anzi, ultimo discorso, Putin pochi giorni fa ha rivendicato il diritto della Russia a ritornare alle frontiere storiche. Certo. Con una frase del genere. Attenzione, le frontiere storiche della Russia, tra le altre nazioni, oltre a inglobare tutta l'Asia centrale, a cui noi potremmo anche far finta di non interessarci, inglobava anche la Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia e Finlandia. È una delle interpretazioni, non anche tanto pezzi di terra attualmente in Ungheria, quindi allo Stadio Olimpico quindi, di Mosca. Quindi è un discorso che può essere anche utilitaristico, cioè fermiamolo finché lo possiamo fermare, finché è più lontano da casa nostra, non aspettiamo che si avvicini ancora. Lei dice siamo ancora in Prevenire è tempo. meglio che curare. Non aspettiamo che si avvicini ancora. Questo è il siamo tema, in tempo, siamo preoccupati, ma contestualmente dobbiamo lavorare per la pace. Ovviamente dobbiamo lavorare per attivare quei canali che consentono di risolvere questo tema. Ripeto, nessuno ha interesse, forse qualcuno, a mantenere un conflitto perenne. Noi abbiamo interesse ad avere un'Europa forte, pacificata e che sappia contrastare le grandi potenze come la Cina e come gli Stati Uniti, che sono una cosa a sé, sono i nostri alleati, ma sono una cosa a sé, che se trovano un ventre molle dell'Europa è evidente che commercialmente noi siamo morti. E un'altra cosa, i contatti non sono sicuramente mai cessati e lo dimostra il fatto che ogni tanto ci sono scambi di prigionieri. Vuol dire che dei contatti anche a livello militare ci sono, tra ucraini e russi, ci sono, e da lì che ovviamente bisogna partire, che poi probabilmente non siano cose in questa fase da enfatizzare o da parlarne pubblicamente è un conto, ma che contatti tra i due contendenti ci sono sicuramente. Allora, grazie per questo approfondimento, molto utile secondo me in una giornata come questa, un anno esatto dalla prima bomba su Kiev. Io vi do un aggiornamento, è morto Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore TV, aveva 84 anni, lo riporta proprio in questi secondi il Corriere.it in un articolo di Renato Franco, quindi ovviamente il cordoglio. Un grande dispiacere per chi come noi è cresciuto guardando Maurizio Costanzo Show, ecco.
Sì, Però e di non contro solo. facciamo gli auguri e i complimenti al sindaco della Pietra di Spresiano, che questa notte è diventato papà di un bambino, Matteo, e quindi questo non lo sapevo. facciamogli le congratulazioni. Una nuova vita Sì. in casa della Pietra, quindi felicitazioni ovviamente al papà e anche alla mamma. Soprattutto alla mamma. Ovviamente, ecco, non dimentichiamoci di questo aspetto. Allora, io ho un aggiornamento da darvi da Trieste, un'operazione che vorrei poi mi fosse commentata anche da De Carlo in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura. Parliamo di braccianti in nero, un'operazione della Guardia di Finanza. Nell'operazione Caravelle avete scoperto 30 braccianti che di fatto venivano sfruttati e tenuti in condizioni di estremo disagio da parte dei caporali nelle varie aziende agricole del territorio. Sì, abbiamo trovato 30 lavoratori, di cui 2 minorenni, di cui uno addirittura minore di anni 16, che venivano sfruttati nel lavoro nei campi, nell'Alto Isontino e nella Bassa Friulana, con turni massacranti, parliamo di 10, 12, 13 ore al giorno, a volte senza nessun riposo settimanale. Venivano portati tramite dei pulmini nei campi, effettuavano il loro lavoro di braccianti agricoli e venivano riportati nei dormitori la sera. Lì venivano chiusi a chiave e solo la mattina dopo, all'alba, ricominciava la routine. Quanto erano pagati? La paga abbiamo accertato sia grazie alle intercettazioni telefoniche sia grazie alle testimonianze di alcuni lavoratori che dopo gli arresti si sono fatti fiducia e ci hanno raccontato qualcosa, ammontava a circa 6 euro l'ora, ma 6 euro da non considerare netti, perché da questi soldi venivano decurtate tutte le spese che i caporali sostenevano per loro. Queste persone non disponevano della libertà nemmeno di comprarsi le sigarette, erano chiuse dentro casa e passavano tutta la giornata a lavorare, quindi i costi del cibo, delle sigarette di alti generi venivano detratti dalla paga. Abbiamo stimato che restasse loro circa 600-700 euro al mese netti. Le indagini hanno preso il via dopo una segnalazione anonima. Sì, una segnalazione anonima effettuata da un cittadino rumeno che ci ha voluto avvisare che un suo caro amico era appena scappato dalla provincia isontina, in quanto per mesi era stato sfruttato nel lavoro nei campi e non aveva ricevuto nessuna paga, e quindi ha deciso di scappare, e questo suo amico ci ha fatto la segnalazione. Da questa fonte anonima è partita l'indagine, abbiamo trovato sui social network e tramite un'attività investigativa diffusa sul territorio i nomi e le persone responsabili di questo sodalizio criminale, con base organizzativa su Romance di Sons. 4 gli arresti al culmine delle indagini. Sì, dopo le perquisizioni lo Stato e gli indizi erano di una gravità tale e il pericolo di fuga era a tal punto concreto che si è reso necessario per il pubblico ministero emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto. Sono stati eseguiti quindi 4 arresti e i soggetti ora, dopo la convalida del GIP, si trovano in carcere. Insomma, caporalato, se ne parla troppo spesso ultimamente, No, senatore. se ne parla, ma tra l'altro il ministro Lollobrigida a metà novembre ha firmato un decreto che punta proprio a tutelare i lavoratori agricoli e a sostenere le aziende che ben si comportano, perché poi il rischio è quello che 4 delinquenti che sfruttano la povera gente, come in questo caso, poi rischino di inficiare il lavoro di tanti agricoltori onesti che fanno fatica oggettivamente a reperire oggi i braccianti agricoli per una serie di cavilli, norme e decreto flussi. Quest'anno è arrivato un pelo in ritardo perché il governo si è dato, e quindi comunque che contiamo di mettere a regime già dal prossimo anno per avere il numero esatto di quei famosi corridoi verdi, di quelle persone che entrano a tempo determinato, vengono, lavorano soprattutto all'est europeo e poi tornano nelle loro nazioni, ma rischiamo di rovinare questo lavoro perché qualcuno in maniera scorretta utilizza questi lavoratori in maniera pessima.
Quindi credo, grazie alle forze dell'ordine, in questo caso la Guardia di Finanza per il lavoro svolto, grazie al Ministro per aver inasprito anche le sanzioni e grazie ai tanti agricoltori onesti che invece si spaccano la schiena tutti i giorni per riuscire a portare a casa la pagnotta. Grazie senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria, Agricoltura, Prodotti Agroalimentari del Senato. Grazie al generale Claudio D'Angelo, esperto di storia militare, che ci ha aiutato a comprendere un po' meglio quello che sta accadendo nel cuore di fatto dell'Europa, e quindi insomma vi ringrazio perché penso sia importante ogni tanto approfondire questi temi. Noi adesso andiamo in pubblicità, prima il meteo, poi un confronto sulle primarie del Partito Democratico e tanto altro fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione via via sempre più debole, tempo a tratti instabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 24 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto e localmente nebbioso. Non si escludono modeste precipitazioni sparse sui monti e localmente anche in pianura. Quota neve intorno ai 1300-1500 metri. Temperature stazionarie minime tra 5 e 6 gradi, massime tra 9 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso con possibili nebbie, possibile anche qualche debole precipitazione specie verso le prealpi. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove saranno possibili maggiori schiarite soleggiate sui settori settentrionali, altrove molte nubi. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo venerdì 24 febbraio a nord-est. Vi devo dare questo brutto aggiornamento che arriva da Silea. Un malore improvviso, è morto nella notte un rugbista di appena 25 anni, Alberto Châtel. Si sarebbe laureato a breve, così riporta il Gazzettino.it, e la notizia in questi minuti appunto è anche su altri siti online. Questa sera ovviamente cercheremo di capirne di più nel corso del nostro telegiornale. Silea sotto shock, il ragazzo era molto conosciuto. Io do il benvenuto a Stefano Pelloni del Partito Democratico, mozione Bonaccini, sì, grazie. E a Giacomo Nilandi, sempre del Partito Democratico, mozione Schlein. Buongiorno Cristian. Lo avete capito, insomma, parliamo di primarie del Partito Democratico, siamo al rush finale, domenica si vota la storia infinita delle primarie del Partito Democratico, arriva così al suo epilogo e i due contendenti per l'appunto sono Stefano Bonaccini da una parte, che come sapete è governatore di lungo corso dell'Emilia Romagna, dall'altro lato invece appunto Elly Schlein, che per diversi anni è stata vicegovernatrice, vice quindi di Bonaccini. Diciamo che è stata una campagna elettorale per le primarie un po' sulle montagne russe, contrassegnata da momenti di fiacca a momenti invece più frizzanti, diciamo così. Fatto sta che adesso siamo veramente alle battute finali. Pelloni, comincio da lei. Lei è consigliere comunale tra l'altro a Treviso che va al voto. Prima ci siamo collegati anche con il sindaco Mario Conte. Perché Bonaccini? Qual è la differenza sostanziale fra Bonaccini e Elly Schlein?
Dirò le tre ragioni che mi hanno spinto. Io devo dire una premessa: io apprezzo molto Elly Schlein, come ho apprezzato Paola De Micheli e Gianni Kuperlo, gli altri contendenti che sono risultati terzi e quarti nel voto degli iscritti, perché c'è da dire che gli iscritti hanno già detto la loro su chi dovrà essere secondo loro il futuro segretario, e hanno detto che per la maggior parte hanno già votato Stefano Bonaccini. Ma devo dire che ho un grande apprezzamento anche per Elly Schlein, e sono sicuro, sono convinto che sarà importante, chiunque sarà il vincitore domenica alle primarie, che tutti insieme cominciamo a ricostruire il Partito Democratico, ricostruire un'opposizione di centrosinistra a questo governo. E quindi questa è la premessa che ci tengo a fare. Penso che questo sarà l'importante, ricostruire uno spirito unitario per lavorare insieme e concentrarci su qual è la vera priorità, cioè offrire una proposta di governo alternativa a quella della destra in Italia. Però quali sono i tre motivi per cui ho deciso di scegliere Stefano Bonaccini? Il primo motivo, perché è stato segretario del PD regionale, provinciale a Modena, regionale dell'Emilia Romagna, e quindi ha una conoscenza diffusa di quello che deve fare il segretario di un partito, cioè conoscere il partito di cui si candida segretario nazionale. Secondo motivo, perché ha vinto una prima volta e poi dopo una seconda volta le elezioni regionali in Emilia Romagna, caratterizzandosi per un'esperienza di buon governo, riconosciuta anche dagli avversari, e anche quando ha fatto l'assessore in comune a Modena, e si è sempre caratterizzato da questo, e quindi una grande esperienza amministrativa che io penso sia necessaria per caratterizzare anche una proposta alternativa molto concreta e non solo di testimonianza identitaria al governo di centrodestra. E ultimo motivo, perché io penso che, e questo è il motivo principale, io penso che Stefano Bonaccini sia una persona che è riconosciuta da tutti gli italiani per il suo valore e per la sua credibilità e autorevolezza, e quindi quando ci si candida a fare il leader del principale partito di opposizione in Italia, io penso che essere riconosciuti da tutti gli italiani come un interlocutore serio ed affidabile, ecco, io penso che questo sia determinante per candidarsi anche al governo del paese. Quindi di fatto un uomo del territorio, sì, che conosce esatto, gli ingranaggi e della cosa pubblica e del partito. Quindi specularmente Schlein poco esperta? Ma non ne farei una questione di esperienza, nel senso che qui, voglio dire, non siamo al Grande Fratello, non stiamo facendo un concorso di bellezza, stiamo votando una leadership di un partito, ma dietro una leadership di un partito ci sono anche le cosiddette mozioni, ovvero le idee che porta in dote ciascun candidato. E purtroppo noi abbiamo avuto un congresso nel quale non è stato possibile addentrarci più di tanto in quelle che sono le tematiche, in quelle che sono le idee su cui fondare questo partito, per cui è importante secondo me sì la figura del leader, ma è importante anche cosa porta dentro la mozione. E rispetto a questo secondo me c'è il punto di caduta e di diversità tra la mozione di Elly Schlein e tutte le altre tre mozioni rispettabilissime che si sono confrontate fino a questo momento, perché Elly Schlein pone un tema che gli altri non pongono, ovvero chi è questo partito e cosa vuole rappresentare adesso, nel 2023 e non nel 2007 quando è nato. Perché badate bene, ci sono stati in questi 15 anni degli avvenimenti nel mondo che hanno completamente cambiato la geografia socio-economica dell'intero pianeta. Penso alla pandemia, penso alle varie crisi economiche, penso alla guerra, penso alla Brexit. Ecco, rispetto a questo si è determinato un fenomeno su tutti, ovvero l'allargamento della forbice delle disuguaglianze sociali in tutto il mondo, ivi compreso nel nostro paese. Un dato: nel nostro paese lo 0,13% della popolazione detiene più ricchezza del 60% restante della popolazione. Ecco, questo per dire cosa? Che il PD, se vuole continuare a avere la vocazione maggioritaria che ha diciamo, originato il suo pensiero nel 2007, deve guardare non a rappresentare tutto e tutti per poi non rappresentare nessuno, ma a guardare quale parte della società vuole rappresentare. Ecco, noi pensiamo che
la nostra parte, la parte per cui parteggiare, per cui un partito di sinistra nel 2023, come sta dimostrando il governo spagnolo, deve parteggiare, è la parte di chi all'interno di questa forbice sta peggio. Ecco, questa scelta di campo potrebbe diventare la nuova vocazione maggioritaria moderna del Partito Democratico nel 2023 con le disuguaglianze di oggi. Quindi sintetizzando, magari al massimo, forse semplifico, Bonaccini dice Pelloni più attento al territorio e capace di alleanze larghe, come ha dimostrato in Emilia-Romagna, e Schlein invece più orientata a sinistra, nella sinistra per certi versi più tradizionale, sociale, lavoro, precariato, o sbaglio? Potrebbe essere questo uno non dei... credo neanche che sia questo il tema, Christian, nel senso che qui secondo me dobbiamo ragionare oltre a quelli che sono gli steccati che siamo abituati a ragionare fino a questo momento, perché l'essere un buon amministratore, l'essere stato un buon funzionario di partito non può essere la linea politica per guidare un partito da qui ai prossimi 3 anni verso le prossime elezioni, anche perché scordiamoci che la sinistra con questa destra riesca ad andare presto al governo. E non dobbiamo impiccarci nemmeno al fatto di andare sempre e solo al governo. Noi dobbiamo, secondo me, attrezzarci per costruire una nostra controegemonia nel Paese alternativa a quella della destra. E come si fa a fare l'alternativa della destra? Facendo la sinistra. Quindi voi siete troppo poco di sinistra, Pelloni. Ma no, io non penso che sia una gara fra chi è più di sinistra o meno di sinistra, anche perché la mia storia mi ha sempre posizionato a sinistra, insomma, e quindi quello che penso però è che il Partito Democratico debba interpretare oggi, debba caratterizzarsi oggi con estrema chiarezza in nuove sfide, posizionarsi con chiarezza appunto non solo nel difendere una categoria, ma caratterizzarsi su alcuni temi più ampi, secondo me, e li provo a riassumere perché su questo io penso che la mozione che ha presentato Stefano Bonaccini, il suo programma, si è caratterizzata. Uno, il lavoro, e quindi lo ha detto anche Giacomo, ma infatti su questo c'è condivisione, io penso. Oggi esistono delle disuguaglianze, oggi troppo spesso chi lavora rimane povero e quindi c'è una differenza fra i redditi. Però su questo com'è che dobbiamo fare? Dobbiamo costruire nuove offerte, garantire crescita economica, perché così davvero noi riusciamo a valorizzare il lavoro, noi riusciamo a lottare contro la disoccupazione, aumentare l'offerta di lavoro e il lavoro di qualità. Seconda cosa, l'ambiente. Io penso che l'ambiente sia la sfida del nostro secolo e lo dice la mozione di Stefano Bonaccini, attenzione, rischiamo che l'emergenza ambientale diventi un'emergenza sociale, perché se pensiamo che per lottare contro l'emergenza climatica la soluzione sia portare tutte le case in classe energetica A+, è chiaro che dopo le classi economiche, le persone con più difficoltà, le famiglie che non riescono a ristrutturare una casa e portarla in A+, sono quelle che pagano il conto delle bollette, dei costi energetici, oppure chi non riesce a comprarsi un'auto elettrica, insomma, che oggi ha dei costi assolutamente proibitivi. E allora la sfida climatica, la sfida ambientale deve essere declinata con dei paradigmi di sostegno economico, se no diventa un'emergenza sociale. Terza cosa, scuola e sanità devono essere un diritto universale. Troppo spesso quando parliamo di sanità parliamo a una sanità a doppia corsia. Chi ha tempo chi ha la possibilità economica per saltare la coda e andare nel privato, saltare le liste d'attesa, ha un tipo di sanità. Chi invece non ha una capacità economica per andare a utilizzare il privato non ha la stessa qualità della sanità, tempistiche della sanità. Questo è un problema e io penso che, e su questo il governo Meloni si è già caratterizzato tagliando subito i fondi al fondo sanitario nazionale. Ecco, io penso che su questo il Partito Democratico debba caratterizzarsi. Poi dopo possiamo dire che la Schlein è più di sinistra o Bonaccini meno di sinistra. Io non sto qui a spaccare il cappello, però dico che il Partito Democratico ha bisogno di posizionarsi su queste
4 temi: lavoro, ambiente, scuola e sanità. Queste devono essere le battaglie del Partito Democratico, chiunque vinca il 26 febbraio. E però dall'altro lato non sono dei compartimenti stagni, nel senso che siamo tutti quanti d'accordo sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sulla riconversione ecologica, sul lavoro. Il tema è come andiamo poi ad affrontare e a declinare queste proposte. Per esempio, la mozione Schlein ha finalmente detto chiaro e tondo che il Partito Democratico, tutta quanta la stagione del renzismo caratterizzata dal Job Act, dalla buona scuola, dallo sblocca Italia, da tutte queste riforme che hanno generato un allontanamento della nostra base rispetto a quello che era il partito, rispetto a quelli che sono gli ideali del mondo progressista, sono stati degli errori. E noi vogliamo discontinuità rispetto a queste politiche. Ecco, questa è una cosa chiara. Dall'altro lato, purtroppo, non c'è chiarezza, nel senso che sul piano valoriale penso che siamo tutti d'accordo, se no non faremo parte dello stesso partito. Però le ricette contano. Da una parte si dice di in qualche modo abbassare il costo del lavoro e di rendere più convenienti i contratti a tempo indeterminato rispetto ai contratti precari. Dall'altra parte, la nostra parte, si dice ok, però il problema è che per quanto tu li renda, tra virgolette, meno convenienti, il precariato, i contratti precari continuano ad esistere, per cui o noi andiamo ad intervenire direttamente sulle forme di contratti precari infinite che ci sono all'interno di questo Paese, o noi andiamo a intervenire su una seria legge della rappresentanza, o noi andiamo a intervenire con finalmente una legge sul salario minimo garantito, se no ci riempiamo la bocca di lavoro, però poi rischiamo di continuare ad essere distanti da chi lavora e vive tutti i giorni. Il modello da questo punto di vista è quello spagnolo, la Spagna che ultimamente ha semplificato i contratti in essere nel mondo del lavoro, quindi le infatti l'occupazione a tempo indeterminato in Spagna sta crescendo a dei livelli vertiginosi. Mentre appunto Schlein nei giorni scorsi ha tacciato Bonaccini di renzismo, è così. Ma io penso che il giudizio sul renzismo lo abbiano già dato gli elettori. Renzi è uscito dal Partito Democratico, non ha neanche avuto dei risultati elettorali particolarmente, diciamo così, favorevoli. Io penso che il dibattito sul renzismo sia un dibattito che interessa forse 3-4 persone in Italia, insomma. Le politiche renziste non esistono più, cioè sono state archiviate dagli elettori, fortunatamente. Io non l'ho mai sostenuto, ecco. Quindi non sarà Bonaccini a riesumarlo, diciamo. Ma non è una nessuno, perché è cambiato il mondo fra il 2018 a oggi, come ha ben detto Giacomo, e le ricette dovranno essere nuove e quindi non possiamo immaginare di interpretare il mondo con le proposte che sono state fatte nel 2016. Insomma, quindi la discontinuità ci sarà, ma perché è naturale che ci sia e perché nella mozione non viene richiamato nessun tipo di richiamo al passato, viene anzi declinato le nuove sfide con appunto delle ricette nuove. Si parlava prima del salario minimo, ad esempio. Sul salario minimo, sulla mozione di Stefano Bonaccini si dice bene, il governo di centrodestra non lo vuole fare. Perfetto, il Partito Democratico si attiverà per una raccolta di firme e per attivare una proposta di legge di iniziativa popolare, e questo dovrà caratterizzare il Partito Democratico nei prossimi mesi, posizionarsi a difesa di quelle persone, insomma. Posizionarsi. Sì. Ecco, io un elemento invece che vedo svolto in maniera molto differente, sia nella forma che nella sostanza, da parte dei due candidati alla segreteria, è quello dell'autonomia. Partirei dalle dichiarazioni a tal proposito di un bonacciniano, Piero Fassino, una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa a Belluno nel corso di una conferenza dell'APA-CNA. Sentite Fassino. Io sono da sempre favorevole all'autonomia, sono stato anche spesso attaccato per questo, perché penso per una ragione molto semplice: un problema si governa meglio se chi lo deve governare è vicino al luogo in cui quel problema si pone e emerge. E quindi l'Italia, che è un paese molto complesso, differenziato, con territori che hanno esigenze, problemi, storie, specificità diverse, non si governa bene se lo pretende di governarlo tutto da Roma. Quindi abbiamo bisogno di trasferire competenze, risorse, poteri
al sistema degli enti locali, sia alle regioni ma soprattutto anche ai comuni, perché poi i comuni sono la prima frontiera di rapporto con i cittadini. Oggi non c'è un'esigenza di una famiglia che non passi per la scrivania di un sindaco, dagli asili nido all'assistenza agli anziani, alle politiche ambientali, alle politiche di mobilità, a tutto. E quindi autonomia articolata e differenziata per le regioni e per i comuni, con un criterio naturalmente di base, che occorre costruire un'autonomia che consenta a ogni cittadino italiano, dovunque viva, di avere le stesse prestazioni. Perché questo poi obbliga gli enti, sulla base dell'autonomia che ricevono, a garantire che quelle prestazioni siano erogate e tutti i cittadini italiani, dovunque vivano, possano godere e beneficiare degli stessi servizi. Quindi io mi auguro che ci si arrivi. Il progetto Calderoli mi sembra insufficiente e inadeguato, e come Partito Democratico ci batteremo per un'autonomia che sia molto più consistente di quella che viene proposta, e comunque vedremo nel confronto parlamentare quale esito si potrà avere. Così Fassino sul tema dell'autonomia. Dicevo, io ho scorso in queste settimane di dibattito una differenza sostanziale nei toni. Bonaccini che dice la legge va fatta, ma va fatta in un determinato modo, mentre forse Schlein l'ho sentita un po' più tranchant, o sbaglio, cioè più contraria all'impostazione dell'autonomia differenziata. No, allora, intanto, permettimi Cristian, non c'è un'impostazione di Schlein, è un'impostazione di Bonaccini, c'è un'impostazione di tutto il Partito Democratico. Poi ci sono dei candidati che danno più risalto degli aspetti e dei candidati che danno anche più risalto ad altri aspetti. Il tema è quello che giustamente sollevava Piero all'interno di questa intervista, cioè noi misuriamo il nostro giudizio su quello che è il DDL Calderoli, non su quella che è la proposta di autonomia, sulla quale noi come Partito Democratico Veneto, grazie al nostro segretario regionale Andrea Martella, abbiamo già presentato una proposta di legge in Senato. E quella rimane anche per la mozione Schlein. In cui abbiamo detto che per quanto riguarda il Veneto non possono essere tutte e 23 le materie, che ci sono delle materie che è importantissimo che o tornino o che restino all'interno di quelle che sono le competenze dello Stato, ne cito due su tutte, la scuola e la sanità, e all'interno di questo dibattito il tema fondamentale è anche il ruolo dei comuni, come diceva prima Piero, ed è anche, oltre alla definizione dei LEA, un grande punto di domanda che questo governo non ha ancora risolto è: chi finanzia i LEA? Come li finanziamo? I LEP forse. I LEP, pardon. Per arrivare a finanziare i LEP ci vogliono i soldi. Certo. Allora, parliamo sì di autonomia, ma parliamo anche poi concretamente come concretizzarla, perché se no quello che giustamente sottolinea Elli è che si rischia ancora di più di creare un'Italia a due velocità, dove già oggi ci sono dei fenomeni veramente vergognosi come quello del turismo sanitario di chi da sud è costretto a migrare negli ospedali del nord per potersi curare. Quindi la sanità deve ritornare allo Stato, lei dice, l'ha già detto? Sì, l'ho già detto anche in una passata trasmissione con te, insomma. Ma Pelloni, quindi non c'è una differenza sull'approccio all'autonomia? Diciamo forse Giacomo sulla mozione di Schlein si trova un po' in disaccordo, però io penso che ci siano delle differenze nell'approccio, come è anche naturale e comprensibile che sia, insomma, però mi sembra che ci sia un approccio molto più critico nei confronti dell'autonomia nella mozione Schlein, e un approccio molto più costruttivo che è quello che ha già spiegato l'onorevole Fassino nel servizio nella mozione Bonaccini. Ma su questo è bene dirsi che appunto bisogna dividere il tema. Un conto è parlare della nostra proposta, della proposta del Partito Democratico Veneto, ad esempio, che è stata citata adesso da Giacomo, che è una proposta seria, costruttiva, realizzabile. E poi possiamo parlare della proposta di Calderoli, che è stata una proposta
presentata, ma è chiaro a tutti, una proposta presentata prima delle elezioni in Lombardia, e per cui il governo Meloni doveva dare un contentino alla Lega Lombarda, e quindi prima delle elezioni, e quindi era una proposta raffazzonata che non sta in piedi e che non è realizzabile, ma questo purtroppo lo sanno tutti in Parlamento e al governo, insomma, e quindi sulla quale bisognerà molto lavorare, molto integrare. Ci sono delle questioni. Uno, l'individuazione dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini sul territorio italiano, e questo è fondamentale. Poi l'altra cosa è che l'approccio, secondo noi, su alcune materie, non su tutte, come è stato detto ad esempio sulla scuola, l'approccio è che alcuni problemi si risolvono meglio se a risolverli è il livello di governo più vicino ai cittadini. Il principio di sussidiarietà, diciamo. Il principio di sussidiarietà che è stato inserito in Costituzione dal centro-sinistra, peraltro. Però su questo voglio dire una cosa. Il rischio, che io dico ogni volta, della proposta zaiana di autonomia è che spostiamo dal centralismo nazionale romano a un centralismo veneziano, per cui decide tutto la regione. Allora ha fatto bene Fassino, che non per niente è stato sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, che l'autonomia deve essere l'autonomia non regionale, ma l'autonomia degli enti locali. Attenzione, questo e su questo si sta consumando anche uno scontro considerevole all'interno dell'ANCI, quindi anche tra nord e sud, ma proprio anche su questo concetto autonomia regionale o federalismo municipale, un grosso punto interrogativo anche questo. Altra questione, altro tema, poi vi chiederò la vostra, quello dei diritti civili, dei temi che insomma riguardano un po' tutti. A tal proposito do il benvenuto davvero a Manuela Pelizzon, che è presidente di Agedo, l'associazione genitori di persone omosessuali della provincia di Treviso. Buongiorno Pelizzon. Buongiorno. E devo partire ovviamente dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, dove alla domanda se lei avesse un figlio gay quale sarebbe la sua reazione, La Russa ha risposto ne sarei dispiaciuto, come avere un figlio milanista. Lei da mamma di un ragazzo omosessuale e da presidente di un'associazione che rappresenta i genitori di persone omosessuali, che cosa dice? Immagino sia dispiaciuta a sua volta delle dichiarazioni di La Russa. Ma dispiaciuta non so se sia il termine proprio corretto, cioè nel senso che quando io ho ascoltato un po' il suo... cioè quell'intervista lì, sono rimasta un po' basita del fatto che fossero usati innanzitutto dei termini sbagliati, cioè nel senso dire scelta, si sa benissimo che l'orientamento sessuale o l'identità di genere non è sicuramente una scelta. E poi cioè, la cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, diciamo, è il fatto che da una persona che fa parte, cioè, scusate, mi manca il termine, sono emozionata, detiene la seconda carica più importante dello Stato, credo dovrebbe essere consapevole che fare determinate affermazioni ha un peso poi, cioè perché se una persona che vive normalmente, che si trova con gli amici al bar e dice certe cose, vabbè, le facciamo passare, però credo che dette da lui... Lei dice che lo dica la seconda carica dello Stato, adesso al di là di ogni polemica. Non va bene, cioè nel senso che denota come sempre, come si evince spesso c'è questa mancanza di conoscenza, che è quella alla base. C'è una grande mancanza di conoscenza sulla tematica e quindi poi si dicono le cose sbagliate, che hanno un peso. Hanno un peso e quindi lei che invito farebbe a La Russa, che in questi giorni poi è ritornato sull'intervista, ha detto mi dispiace se ho detto qualcosa di sbagliato.
Sì. Sinceramente, lo posso comprendere umanamente che possa aver dato delle risposte così senza pensare, poi magari a cosa dicesse. Sinceramente mi sentirei, se avessi l'occasione di incontrarlo, innanzitutto prenderei un caffè con lui, mi siederei in un tavolino e forse gli spiegherei alcune situazioni, perché comunque, ad esempio, dire, forse sì, come poi infatti ha ribadito, dire non lo so perché non ce l'ho, avrebbe fatto più bella figura. E poi il fatto dell'accettazione, non è che ci deve essere un'accettazione, io credo serve un'accoglienza, cioè bisogna accogliere il proprio figlio per quello che è o la propria figlia. C'è un problema quindi di linguaggio, resta un problema di linguaggio. Sì, rimane tanto un problema di linguaggio, che purtroppo, ecco, su questo devo dire che non si fa niente per educare al linguaggio, cioè nel senso che anche quando si chiede, ad esempio, di poter fare, noi abbiamo dei progetti che vorremmo portare nelle scuole che proprio insegnerebbero il linguaggio corretto, farebbero capire anche cioè chi sono i nostri figli e le nostre figlie e com'è la nostra vita e la loro vita, che sicuramente è più difficile, ma a causa di un mondo ostile fuori, comunque le porte ci vengono chiuse perché si dice che andiamo a fare propaganda. La propaganda gender e via discorrendo, diciamo. Non è così. Lei vorrebbe, voi vorreste solo portare la vostra esperienza, il vostro vissuto personale, questo è? Sì, perché è importante, perché comunque ascoltare il vissuto di una persona fa anche comprendere quali sono le emozioni, come si vive in una famiglia, perché comunque, per quanto si sia aperti, quando un figlio o una figlia fa il proprio coming out, io nell'intervista ho detto io l'ho abbracciato ed è vero perché comunque è l'unica cosa che mi sono sentita di fare, ma poi è anche vero che comunque ti nascono tante paure, proprio perché sai in che mondo ostile poi loro debbano vivere. È quello più che altro che un po' ti scombina. Ti scombina anche perché comunque i genitori fanno sempre, cioè si creano i film sulla vita dei loro figli e delle loro figlie. Anche lì, ad esempio, quando si mette al mondo un figlio o una figlia, non si è mai preparati a pensare che un domani non è scritto da nessuna parte che possa essere etero, ma che magari avrebbe un orientamento sessuale diverso o anche un'identità diversa da quella che gli viene assegnata alla nascita. Quindi poter essere preparati sarebbe molto importante. C'è il tema dell'orientamento sessuale e quello dell'identità di genere, anche questa è una differenza di fondo. Senta Pelizzon, quindi lei spiegherebbe tutto questo davanti a un buon caffè al Presidente del Senato La Russa? Certo. Anche perché ribadisco che non è che quando un figlio o una figlia nasce decide di nascere in una famiglia di sinistra o di destra, cioè, no, qui quello che è come si dice, l'idea politica, l'idea partitica, cioè non c'entra niente, figli nascono e basta. Ecco, noi ieri ci siamo sentiti e abbiamo parlato un po' di questo, no? Ci siamo detti evitiamo la strumentalizzazione politica o partitica perché di fronte alla vita vissuta c'è poco da strumentalizzare. Non ha senso, insomma, non ha senso. E senta Pelizzon, un'ultimissima domanda, suo figlio oggi dove vive, come sta? Mio figlio sta benissimo perché comunque è un ragazzo secondo me con le spalle molto forti, molto determinato. Mio figlio vive a Malmo, lavora a Copenaghen, quindi lui lì sta benissimo perché bisogna dire che lì sicuramente sono molto più avanti da questo punto di vista. Lui fa la sua vita, ha il suo compagno, ha il suo bel lavoro, è felice e non torna. E un'ultimissima battuta, voi avete in mente, in atto diverse iniziative e quale in particolare vorrebbe portare nelle scuole o comunque in confronti pubblici? Beh, sicuramente nelle scuole sarebbe proprio importante parlare, con il nostro progetto si parla appunto di inclusione, di conoscenza,
del saper anche esprimere, del far capire che le parole hanno un peso, una cosa abbastanza generica. E poi altre tematiche sulle quali noi stiamo tanto lavorando è sull'incongruità di genere, perché al giorno d'oggi è veramente una cosa molto presente e non dobbiamo più far finta di non vederla e ci dobbiamo lavorare sopra, insomma, ad ascoltare. Pellizzon, allora ci aggiorniamo su tutte queste vostre iniziative, lo abbiamo fatto anche in passato, quindi sì. Grazie a Manuela Pellizzon, presidente di Agedo Treviso. Grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Diritti civili, quindi, da questa affermazione di La Russa si apre un capitolo immenso. Schlein che cosa propone in termini di inclusione? Ma noi su questo siamo molto chiari e molto limpidi, nel senso che penso che anche su queste tematiche sia ora di levare ogni tipo di imbarazzo, per cui noi parliamo molto tranquillamente di matrimoni egualitari, parliamo di adozioni per le coppie omosessuali, parliamo di adozioni anche per i single, parliamo del fatto che dopo che ci sono stati questi 2 referendum mancati, in questo Paese si deve aprire una discussione seria sulla legalizzazione delle droghe leggere, si deve aprire una discussione seria sulla legge sul fine vita, cioè da questo punto di vista un nuovo centrosinistra, un nuovo mondo progressista deve essere un mondo che parla chiaro sui diritti civili. Chiarissimo. Pelloni, 30 secondi anche per lei. No, sono tutte parole condivisibili. Io penso che il Partito Democratico abbia fatto, e sottoscrivo la posizione di Giacomo, io penso che il Partito Democratico in questi anni abbia fatto un lavoro davvero molto importante per portare avanti delle proposte di legge che hanno cambiato la vita a tante persone. Non ha fatto abbastanza, certo, ma date le condizioni, dati le controparti, come il Presidente del Senato La Russa ci fa vedere, è stato davvero molto difficile. Io penso che sia ancora purtroppo tanto da fare ci sia ancora tanto da fare per lottare contro queste disuguaglianze, queste discriminazioni, e quindi sul tema dei diritti civili io penso che tutto quello che ha detto Giacomo sia assolutamente condivisibile e anche la mia posizione. Allora adesso facciamo un esperimento, 30 secondi, 30 a testa, perché votare Schlein domenica. 30 secondi, Nilandi. Votare Schlein domenica perché finalmente abbiamo la possibilità di far sì che la sinistra torni a fare la sinistra con una nuova classe dirigente che sia anche rappresentativa di questo cambiamento, perché il cambiamento, abbiamo visto in questi anni, non bisogna solo dirlo, ma bisogna anche farlo, esserlo e rappresentarlo. Per cui, oltre a tutto quello che ho detto prima, il fatto che il Partito Progressista Italiano si doti di una leadership non solo femminile, ma anche femminista, alternativa a quella di Meloni, credo che sia la scelta giusta da fare domenica. Pelloni, perché votare Bonaccini? 30-40 secondi anche per lei. L'ho già detto prima, si è dimostrato conoscitore della forza che rappresenta, del Partito Democratico. Non si è candidato al Partito Democratico non essendoci neanche iscritto. Punto numero 2, è considerato da tutti un ottimo amministratore e che nel concreto è riuscito a cambiare le condizioni e a praticare la sinistra nel concreto nei territori che amministrava, e non solo a parole. Punto numero 3, è un interlocutore credibile anche per le forze di centrodestra, anche per gli elettori che oggi guardano al Partito Democratico con interesse ma che non ci appartengono. Ecco, io penso che credibilità e convinzione e autorevolezza siano fondamentali e Stefano Bonaccini le rappresenta. Grazie Stefano Pelloni, Partito Democratico, mozione Stefano Bonaccini. Grazie Giacomo Nilandi, sempre Partito Democratico, mozione Elly Schlein. Buon rush finale a Grazie entrambi. Cristian. Grazie. Grazie a voi. Allora, noi siamo pronti ad andare a Santa Lucia di Piave. Nelle prossime ore si apre la fiera Benessere e Bio. La vedo già collegata Silvia Bernasconi, ma appunto Bernasconi, ci vediamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. A fra poco.
Di nuovo in diretta, fin qui vi abbiamo raccontato questa prima parte di giornata a nord-est, collegandoci con Venezia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte dei Conti, poi sull'altopiano per il CIAC importante, un film dedicato a Mario Rigoni Stern, poi una storia a Padova, una signora che è rimasta senza luce e riscaldamento da 2 settimane alle case popolari, la cronaca di giornata. Ci siamo poi collegati con Mario Conte per parlare delle elezioni comunali che sono state programmate, indette per il 14 e 15 di maggio, e ancora appunto la cronaca, tanti gli spunti anche nella giornata di oggi, giornata che come sapete è contrassegnata da questa ricorrenza. Esattamente un anno fa la prima bomba su Kiev, la guerra in Ucraina, ne abbiamo parlato con il presidente della Commissione Industria al Senato Luca De Carlo, ci siamo collegati con lo chef trevigiano a Kiev Stefano Antonioli, avevamo come ospite anche il generale Claudio D'Angelo, esperto di strategia militare, già comandante in Afghanistan. Questo il quadro di giornata e poi le primarie del Partito Democratico. Alleggeriamo adesso i toni, parliamo di economia, parliamo di voglia di ripartire, è un'espressione che sentiamo molto spesso, e c'è sicuramente voglia di ripartire, voglia di vedere tanta gente alla Fiera Benessere e Bio che aprirà i battenti fra pochissimo nell'area Fiere di Santa Lucia di Piave. Per questo do il benvenuto a Silvia Bernasconi, che è di fatto l'organizzatrice. Buongiorno Bernasconi. Buongiorno a tutti voi. Ecco, quando inizia, di che cosa si tratta? Ci faccia un po' da cicerone. Iniziamo tra poco, infatti siamo al volo. Iniziamo alle 15 per tutti, finiremo poi stasera alle 20 e andremo avanti sabato e domenica. Abbiamo tanta voglia di ripartire, abbiamo tantissime iniziative, stiamo riscontrando tanto interesse anche da parte di quelli che erano i vecchi visitatori e anche quelli nuovi, e quindi insomma si vede che il mondo dell'olistico e del benessere sta ripartendo anche lui dopo il Covid, insomma, con tutte le restrizioni che poi ci sono state. Ci dà qualche numero di questa fiera? Quanti espositori, chi siete, che cosa potremo vedere nel weekend? Abbiamo raggiunto quota 100, abbiamo riempito le filande, c'è un po' di tutto, dal benessere fisico al benessere psicofisico, troverete tanto bio, sia food che beverage. Sono tantissime anche le iniziative gratuite per i visitatori, perché appunto vogliamo che escano anche con dei contenuti che siano al di là del prodotto acquistato, ma che possano imparare insieme a tutti noi qualcosa di nuovo. E, tra l'altro c'è sempre più voglia di prodotti biologici sostanzialmente. Non è più una moda, un tempo veniva definita una moda, adesso è proprio un comportamento, mi verrebbe da dire, un'attitudine acquisita da parte anche dei consumatori. Sì, esattamente, perché si sono resi conto che comunque, forse anche col periodo del Covid, cioè l'arrangiarsi, magari il fatto di avere più tempo e crearsi un orto, si sono accorti appunto delle differenze qualitative anche dei prodotti. Questo cioè, non è che poi la grossa distribuzione abbia dei prodotti cattivi, però il prodotto di nicchia con un'attenzione anche sul raccolto, su tutte le sostanze che vengono usate, sicuramente ha aiutato anche a una consapevolezza maggiore. Inoltre abbiamo anche introdotto il discorso per questa edizione del riuso, che poi porteremo avanti anche nel tempo, perché pensiamo che al di là del momento green è proprio una filosofia di vita, quindi anche una serie di comportamenti che ci costano poco ma che possono fare la differenza. Certo, non è solo il prodotto, quindi non è solo l'attitudine al consumo che è cambiata, ma proprio le abitudini. Domani dedicherete con un volto molto noto una giornata dei laboratori, se non sbaglio, proprio allo spreco in cucina, come non sprecare in cucina, e vedo alle sue spalle Tracy, che è la vincitrice di Masterchef, è così? Sì, proprio per questo, perché comunque abbiamo pensato di dare anche degli input, sono quei piccoli comportamenti che tutti insieme fanno la differenza, quindi anche a partire dall'utilizzo domestico normale si può davvero riutilizzare quasi tutto, cioè lo spreco diminuirebbe drasticamente.
E quindi sì, ci sarà sicuramente il laboratorio con la Tracy, poi ci sono altri laboratori che riguardano un po' tutte le sfere della nostra giornata o vita in generale. Quindi potranno fare per esempio dei convegni sulla pasta, come farla, questa è la domenica. Poi si possono fare anche da laboratori, per esempio abbiamo anche un'attenzione per gli animali e quindi anche la nutrizione per loro. Anche quello è uno spreco, cioè quindi poter riutilizzare poi tutta una serie di alimenti. Così come per esempio abbiamo le stagioni in cucina, che si riaggancia sul discorso appunto del... Abbiamo perso per un attimo, si è frizzata Bernasconi. del bio, cioè il capire perché un prodotto si mangia in questa stagione e rispettare le ragioni anche sull'alimentazione. Certo, ovviamente tutto questo porta anche a dei risparmi in cucina, risparmi di tipo economico. Quindi non è solo una questione di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità economica in un tempo contrassegnato tra l'altro da caro bollette e quant'altro. Sì, anche perché si riutilizza veramente tutto, quindi non deve andare a comprare una cosa che magari prima avrebbe acquistato, perché la trova sotto un altro modo. Faccio un esempio, la Tracy porterà un tutorial su come si fanno per esempio le chips. Quelle si fanno con le bucce delle patate, quindi non c'è lo spreco della patata perché magari la vuoi utilizzare in un altro modo, la buccia allora verrà utilizzata in quel modo, che sono veramente buone peraltro. Quindi è il riuso del riuso, non lo spreco. E tra l'altro qui vedo quindi ottimizzazione delle materie prime per evitare gli sprechi in cucina, lo abbiamo detto, tutorial su come aromatizzare gli oli con erbe aromatiche, anche questo è un aspetto. Sì, perché abbiamo anche diversi espositori, per esempio abbiamo dei raccoglitori di erbe e anche loro si agganciano su questa cosa, quindi cioè, è inutile andarsi a comprare l'olio all'aglio quando in casa lo si può fare, così anche con le erbe spontanee o erbe aromatiche, che qui potete trovare peraltro non a chilometro zero, cioè avete a che fare con il raccoglitore dell'erba proprio. Poi vedo anche preparazione maionese di ceci veg, che tra l'altro è molto proteica. Sì, perché comunque abbiamo anche molti visitatori e comunque anche il nostro futuro ci spiega che c'è un'attenzione anche sull'alimentazione proprio di genere, quindi ci sono persone che sono vegane, vegetariane e quindi diamo anche uno sguardo a loro, dei consigli, per esempio come farsi la maionese coi ceci, che è vegana. Quindi riepiloghiamo, Bernasconi, si apre fra mezz'ora, quindi alle 15. Presso l'area fiere di Santa Lucia di Piave, 24, 25 e 26 febbraio, Fiera Benessere e Bio. Vuole così invitare tutti i nostri telespettatori? Sì, siete tutti benvenuti, siamo qui per voi, a vostra disposizione. I nostri espositori non sono solo gente che vende, ma hanno anche delle competenze, quindi sono pronti a darvi consigli utili, coccolarvi e vi aspettiamo. Grazie, grazie davvero Silvia Bernasconi, buon lavoro, buon weekend di lavoro a lei e a tutti gli operatori di questa fiere che sono ritornate alla grande dopo il periodo della pandemia. Grazie davvero, arrivederci. Ciao a tutti. E noi siamo alle battute conclusive di questa prima edizione. Poco fa vi ho così sintetizzato quello che abbiamo fatto nel corso di queste 2 ore e mezza. Gli spunti sono davvero tantissimi. A livello nazionale c'è appunto il cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo. Questa è l'home page del Gazzettino.it. Il re dei talk show aveva 84 anni, inventò il salotto televisivo. Tutto ebbe inizio, se non vado errando, con Bontà loro sulla Rai, poi appunto il Maurizio Costanzo Show, una lunga stagione che stava andando avanti anche in questi mesi, una vera e propria rivoluzione. È stato l'inventore del talk show, poi appunto il matrimonio con Maria De Filippi, insomma un personaggio, un grande giornalista e uomo di televisione,
televisione, di radio, di teatro, ha scritto anche canzoni, quindi una persona, un personaggio davvero poliedrico. Arrivano ovviamente le note di cordoglio di tutto il mondo dello spettacolo. C'è anche Luca Zaia che dice un innovatore l'ho sentito anche per presentare assieme il mio libro, quindi recentemente, Il dolore di Pippo Baudo, insomma. È chiaramente una grave perdita per tutti a pochi mesi da quella di Piero Angela. Insomma, sono sempre personaggi significativi che hanno popolato l'immaginario di tutti noi e che se ne vanno. Questo quindi l'addio a Maurizio Costanzo. Tanti fatti, non ve li ripeto anche nella giornata di oggi. Rientriamo in diretta per raccontarvi tutto e fare il punto alle 18:30 con l'edizione regionale, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera, Andrea Basso e Francesca Pezzo. Grazie davvero a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento.